Da questa mattina inizieremo con la posta di Mirella. Voi sapete che io ho tanto rispetto per le persone che scrivono, sono quelle che veramente non riescono a capire cosa sta succedendo, anche se lavorano non riescono ad arrivare a fine del mese, tutto cresce ma i loro stipendi non sono cresciuti, le loro pensioni non sono cresciuti, soprattutto i numeri della povertà fanno veramente impressione. Però io devo dire anche la dignità che hanno queste persone e soprattutto i ringraziamenti che ti fanno, cosa che non fa la politica. Avete sentito cosa sta succedendo con le Olimpiadi? Costano 1 miliardo, chi pagherà questi giochi? Alla fine dureranno 15 giorni. Hanno fatto un villaggio anche dove non si poteva fare, almeno così è stato detto. Hanno fatto di tutto e di più, soldi a iosa, ce ne sono tantissimi da spendere. Il problema è che per le persone che lavorano, per le persone che hanno tanto sacrificato, che hanno tanto lottato per riuscire a trovare un po' di dignità, per loro non c'è mai niente. Ecco, questa cosa sconvolge. Io sono dell'idea che prima di spendere questi soldi pubblici, perché alla fine sono soldi pubblici, dovrebbero fare dei referendum. Sono tanti soldi, 1 miliardo per dei giochi sono tantissimi. Con tutto il rispetto che io posso avere, le Olimpiadi dovevano essere delle Olimpiadi sostenibili, guardate cosa sta succedendo, queste opere gigantesche, ma io mi occupo degli ultimi, mi occupo delle persone, delle famiglie e non ci vedo chiaro. E non può essere che da una parte c'è una montagna di soldi da spendere, anche dalla regione, anche dalle regioni, e dall'altra parte non si trova niente per la gente che lavora, per le persone che si ammalano, per i nostri diversamente giovani. Non è possibile che questa politica riesca a fare tutto quello che vuole infischiandosene di quelli che sono veramente i servizi ai cittadini, le esigenze del popolo italiano. Non sono stati eletti per fare questo, sono stati eletti per portare avanti il paese, questo meraviglioso paese con una creatività che tutti ci invidiano. Guardate come siamo messi, guardate in che condizioni siamo, ma tutto va bene, qual è il problema? Ma qual è il problema? Io il problema lo sento, per questo ve ne parlo, voi non lo sapete a casa, forse non riuscite a capirlo, siete in buona fede, mi scusa, andiamo avanti anche con le scuse dopo quello che fate, perché siete voi che mantenete questa gente, avete capito? Il privato sta facendo il bello e il cattivo tempo, c'è un business pazzesco, ma quei soldi no. Vorrei vedere se fossero i loro soldi, se li spenderebbero così. Detto questo, veramente mi hanno chiesto in tanti di rileggere la lettera di Papa Francesco, una lettera che solo tenere in mano mi commuove per far capire l'importanza delle parole. Ve la rileggo perché ho ricevuto tantissime telefonate, mi hanno detto rileggere, Mirella, mi hanno detto che l'hai letta ma io non c'ero, ero via, perciò questa mattina con la posta aprirò e leggerò questa lettera di Papa Francesco. Dal Vaticano, 23 giugno 2022. Cari fratelli e sorelle, desidero ringraziarvi per avermi donato il CD Mercy, che ha trasformato in musical il mio libro Il nome di Dio è misericordia. Grazie per come continuate a portare a tanti altri ragazzi, a tanti altri giovani, il messaggio della misericordia di Dio verso tutti. So che il vostro lavoro non è sempre facile, non scoraggiatevi quando trovate delle porte chiuse. Continuate a portare a tutti la bellezza del Vangelo e l'abbraccio compassionevole di Dio, che non dimentica nessuno e vuole essere vicino a tutti. Grazie per la vostra testimonianza di creatività missionaria. Il Signore vi ricompenserà. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Lo faccio per voi, fraternamente Francesco. Allora voi capite che è il momento di riflettere, è il momento di capire che non si può continuare così, che sono altre le esigenze del territorio. Io con tutto il rispetto che ho per lo sport, per le Olimpiadi, ci mancherebbe, ma serviva a spendere tutti questi soldi, questa pubblicità, vedete c'è dappertutto, ma soprattutto il dopo come sarà? Perché loro danno già delle cifre, gli introiti, tutto. Ma sarà vero? Questo extra costi al privato che dobbiamo pagarli noi? Ma non so, paghiamo noi gli extra costi al privato che è investito su questo? Ma vi sembra una cosa normale? E il pubblico invece gioca a ribasso?
Allora, ne parleremo questa mattina con Don Davide Frassetto, parroco di Biadene e Caonada di Montebelluna. Buongiorno Don Frassetto, mi scusi questo sfogo ma è doveroso, lei sa perché Mirella è così arrabbiata, perché io tocco con mano quelle che sono le difficoltà delle famiglie, dei pensionati, delle persone che si ammalano. Ecco, non è possibile in questo paese lavorare in due, ripeto, in due, non riuscire ad arrivare alla fine del mese oppure con grande sofferenza. E saluto anche Michele Favero, segretario di Indipendenza Veneta. Allora, la lettera che ho letta, ciao Mirella. Grazie Favero, è stata Don Frassetto perché abbiamo fatto questo musical meraviglioso, Mercy, che vuol dire misericordia. Ecco, in nome di Papa Francesco, fatto da ragazzi, tutto fatto da ragazzi per portare avanti la parola di misericordia. Prego Don Frassetto. Ancora buongiorno a tutti. Vorrei sempre sottolineare dentro a una società che vive un tempo difficile la parte positiva, ecco. Anzitutto no, questi ragazzi che si sono impegnati in questo musical per portare avanti testimoniano la presenza di una parte di società e di mondo che non pensa solo a se stessa e che allarga un po' gli orizzonti, ecco, o molto gli orizzonti. Questo anzitutto. E poi non sono molto addentro ai costi delle Olimpiadi o invernali o quant'altro, e questo insomma comunque credo che siamo chiamati a pensare un po' di più le cose, ecco, questo sicuramente. Abbiamo Don Frassetto molto equilibrista questa mattina, ma stai molto in equilibrio il Don questa mattina. Allora sentiamo invece Michele Favero, che non le manda a dire a nessuno come vede la situazione dalla politica, da una parte della politica, non da tutta la politica ma da una parte della politica. Prego. Tu hai appena richiamato, io sono il segretario di Indipendenza Veneta, pertanto mi occupo del Veneto. Già si fa fatica perché il Veneto è molto grande. Per quanto riguarda le Olimpiadi, io non sono per il no a prescindere, cioè no a tutti i costi. Vero è però che dai bilanci di tante Olimpiadi i conti sono sempre in negativo. Non mi risulta vi siano state delle Olimpiadi, così come altri eventi, insomma, tipo Expo, diciamo, anche, la fiera di Longarone, diciamo i nomi. No, ma se sono anche diciamo cose diverse, però non si può dire no. Poi bisogna vedere come vengono fatti gli investimenti, che tipo di ammortamento avranno e anche che tipo di bilancio presenteranno tra 5-6 anni, perché stiamo facendo delle infrastrutture che teoricamente dovrebbero poi portare a un bilancio positivo nel corso di, non dico 5-6, ma almeno 10 anni, dare dei risultati. Io non lo so, perché sentendo l'ex presidente della giunta regionale sembrerebbe che, diciamo così, l'introito fosse, cioè diciamo così, il business che attorno alle Olimpiadi fosse di 5,9 miliardi. Questi sono i numeri che ha detto lui, cioè dovrebbero portare un introito estremamente favorevole per il territorio. Ma è così? Non lo so e lo vedremo. Io non ho visto i conti come accennava il Don, non so neanche io se realmente poi porterà dei vantaggi al territorio. So che non lo so quanti saranno i fruitori, ad esempio, di questa famosa pista da bob, che è costata una follia a mio avviso, però da profano non posso dare un giudizio ora, lo vedremo. Sarebbe però corretto che, qualora l'investimento fosse negativo, chi si è assunto anche la responsabilità politica di questo poi facesse un po' di resoconti e dicesse no, effettivamente abbiamo sbagliato, adesso paghiamo noi. Ogni tanto non sarebbe bello che la politica, così come capita per tanti investitori, tu hai detto il privato, però attenzione, non esistono soldi pubblici, esistono soldi dei contribuenti, perché sono tutti soldi nostri, specialmente dei veneti, e ricordo abbiamo un residuo fiscale di 16 miliardi ogni anno che diamo alle casse bucate di Roma. Adesso Cortina, il comune di Cortina poi riuscirà a
così contenere oppure ad avere un introito tale da giustificare i costi di questa pista, perché quando la pista avrà finito, diciamo così, il suo iter per quanto riguarda le Olimpiadi, dovrà restare in piedi questa struttura. Quella che c'era prima è stata smantellata perché nessuno la utilizzava. Quanti sono i fruitori di bob in Italia? Tu conosci qualcuno? Non so, saranno 20-30 persone. Riusciranno 20-30 persone? Dicono poi arriveranno anche dall'estero. Ma dovrebbero essere migliaia a fruire, diciamo, a utilizzare questa pista, a pagare un biglietto perché questa pista poi si mantenga, no? In economia si dice break-even point, almeno di pareggiare i costi. Ma se non si riesce a fare questo, il comune di Cortina, che se non erro ha 3-4 mila abitanti, poi cosa farà? Tasserà i propri abitanti per sostenere, per mantenere in piedi la struttura? Visto che ha bisogno anche di tanta acqua e manca anche l'acqua? Esatto, oppure verrà smantellata. Ma quello che io chiedo, allora qualcuno Favero, poi dovrebbe pagare e dire ok, sì, ma non è in quanto la pista da bob, è in quanto che qua si sta superando il limite della decenza, perché quando io sento dire che un villaggio, questo è stato quello che ho sentito ieri sera, poi non lontano, che c'è stato fatto un villaggio da Marina Menardi, che io ho avuto anche ospite diverse volte, è una giornalista proprio che abita a Cortina, che ha cercato di portare anche la voce di questo comitato, che è stato fatto un villaggio su una location che non si poteva costruire. Capisci che è tutto che gira attorno a un qualcosa che noi non riusciamo ad avere, perché se noi sbagliamo di una virgola, guai. Se noi vogliamo costruire le case per i diversamente giovani, che non ce ne sono, non si può perché c'è la burocrazia, non ci sono terreni. Però loro, la politica, quando vuole fare, parlo il sistema politico, quando vuole fare impresa, vuole fare business, non ce n'è per nessuno, supera qualsiasi cosa. Siamo noi che abbiamo sempre i paletti, loro non li hanno mai, loro li superano, Corte dei Conti, bene del territorio, beni ambientali, loro lo trovano tutto spianato e liscio, supero, e noi? No. Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. È il problema che si deve trattare. Intanto è una vergogna per il Veneto. Innanzitutto Milano-Cortina, cosa c'entri un Milano con Cortina? Gli ha fatto un bidone anche perché Milano, cosa c'entri con il Veneto-Milano? Non lo capisco. E dopo fa quello che vuole Mirella, perché Cortina era completamente destata, come che eravamo questo ora. Ma noi è la gente del Cortina, i cortinesi, chi che era fatta, chi che era business, che era interessi, perché tutti questi 5 miliardi che dovesse arrivare a Cortina del business, in scarsate chi va a arrivare? Della povera gente, di un operaio, di un artigiano, non so. Cosa vuoi dirne? Ma Mirella, guarda, amico, tanti anni te l'ho sempre detto, mi fa ribrezzo che un governo, una regione come il Veneto faccia quello che vuole gli altri, qui di Roma, che è gente che non sa neanche cosa che sia il Veneto. E la regione adesso, per Venezia, non ha anziana ira, per le case che sarebbe da mettere al posto per i veneziani che scappano tutti, per problemi che c'è, abbonamenti da dare alla povera gente perché per andare a mettere su e su gli paga 80-90 euro al mese di abbonamento. È una vergogna Mirella, è la battaglia che ti si dio fatti, ti sarà ma fra 50 anni. Va bene, ti devi impiantare radici e dopo un'altra roba poi vado via per devo andare in ospedale. Ti dico, povera gente che era male, ricordate, va bene la natura, e la natura, gli alberi, perde tutte le foglie, però dopo sì che crede, dopo 2 o 3 mesi e cresce. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, grazie infinito, curati, mi raccomando, sai che ci tengo molto a voi, siete la grande famiglia
di Sveglia Veneti, diretta Veneta e Media Nord-Est, l'hanno anche copiato, avete visto? Ecco, questa parola che nessuno usava, Mirella ha iniziato a usarla perché ha visto che si creava questa famiglia ed è una parola molto importante che non va però strumentalizzata. Allora io vorrei chiedere anche a Don Davide Frassetto, eppure io credo molto nei giovani, Don, io veramente cerco di portare tutti i bellissimi esempi che ho, sono tantissimi, il problema è che non fanno vedere i belli esempi, quelli che avete anche voi, poi come Caritas non ne parliamo, quando vi muovete e andate anche a Roma dal Papa, noi vediamo i giovani ci sono. Il problema è capire come trovare una soluzione per far capire a questi giovani che non devono lasciare l'Italia, che devono avere più speranza, che devono credere nei valori e nel rispetto, ma li abbiamo, ci sono. I numeri ci sono, il problema è che li facciamo vedere poco o sbaglio, e soprattutto le famiglie, quelle che non riescono a capire come fare i genitori, dobbiamo loro prenderli per mano perché non ci sono proprio, e una volta era quello che faceva la Chiesa, facevano gli oratori, erano dei punti veramente importantissimi per la cittadinanza. Prego Don. Ma credo che continuiamo anche a provarlo a fare questo. Ecco, indubbiamente ragazzi giovani in gamba ce ne sono, penso davvero tanti, e a volte è facile o ci viene facile pensare solo a quelli che combinano qualche malanno in giro, vedi anche ultime notizie soprattutto del territorio nostro, io penso a Montebelluna, penso a Treviso in particolare, però i ragazzi e i giovani che si impegnano e che hanno sogni grandi e che provano anche a realizzare questi sogni, ce ne sono tanti. Ecco, al di là di quello che fa notizia, io personalmente, l'ho detto anche ieri, penso che una grande responsabilità sia del mondo adulto, che certamente non aiuta i giovani o spesso non li aiuta, e visto anche quello che è successo a Capodanno, tendenzialmente anche forse non riusciamo troppo a proteggerli, oppure ci illudiamo di proteggerli, però poi alcune scene di vita dicono che dobbiamo un po' pensare meglio come aiutare e proteggere questi giovani e questi ragazzi. Ecco. Don Frassetto, come si è chiuso secondo lei il 2025 per la Chiesa? Ecco, cosa avete visto? Cos'è che vi ha fatto veramente più riflettere e cosa spera nel 2026 proprio per le persone che si avvicinano a voi con la speranza, con la misericordia, con la fede? Prego. Io sono un povero prete, quindi metto le mani avanti. Ah, mi piacciono i poveri preti. Ecco, Papa Francesco era un povero papa, voleva una chiesa povera, perciò io vado d'accordo con i poveri preti. Ecco, e quindi non sono, vabbè, sono un semplice parroco che cerca di voler bene alla gente e ai ragazzi e a tutto quello che passa per la vita della parrocchia, ecco, anche con i problemi che non mancano, ecco. È stato l'anno della speranza, Papa Francesco aveva aperto l'anno giubilare dedicato all'incarnazione e con la caratteristica, ecco, della speranza, che non è da farsi rubare mai, ecco. Credo che nella Chiesa abbiamo provato a far posto alla speranza, ecco. Non so se ci siamo riusciti del tutto, però continuiamo a camminare su questo. A volte mi pare che cediamo un po' allo scoramento, allo scoraggiamento di fronte a quello che accade o di fronte ai numeri, non lo so, penso alla partecipazione, alla vita delle parrocchie, eccetera. Però vedevo anche notizie di paesi dove tutto sembrava un po' perduto dal punto di vista della fede e delle comunità parrocchiali che sono in ripresa, comprese anche le vocazioni sacerdotali, insomma la Francia con più 25% di presenza in seminario rispetto all'anno precedente, insomma non è tutto male, ecco, e fa pensare che tutto è ancora possibile.
Ecco, diamo un calcio all'impossibile e facciamolo diventare possibile. Ecco, vedrei così il 2026 da affrontare sempre con fiducia e speranza. Mi piace quello che ha detto Don Frasetto, perché anch'io spero in una nuova politica, visto che abbiamo anche un politico. Io sento anche con la gente, tutti quanti usano proprio questo termine, questa parola. Speriamo che qualcosa cambi, speriamo che si ricordino di noi, speriamo che risolvano i problemi che abbiamo. Allora, Michele Favero. Non si può sempre solo sperare, però, Bisogna anche lottare per i propri ideali, e noi lo facciamo da 15 anni senza avere mai chinato, diciamo così, la schiena, la teniamo sempre diritta perché siamo convinti di quello che diciamo. Quando parliamo di indipendenza veneta, sebbene qualcuno mi prenda anche in giro con termini denigratori, ma cosa parli di indipendenza che non ci hanno dato neanche l'autonomia? E in effetti l'autonomia te la danno se vogliono e poi se la riprendono anche volendo, visto cosa ha combinato la Corte Costituzionale con la legge Calderoli. L'indipendenza si ottiene, si esercita. Però a proposito volevo dire al Don, io faccio parte di un gruppo di genitori che seguono i bambini con il catechismo a Pieve di Curtarolo e gli incontri che facciamo il sabato sono straordinari perché ritorniamo a parlare del Vangelo, insegniamo ai nostri ragazzi non solo la religione ma la civiltà cristiana e io credo che ci sia anche qualche responsabilità della Chiesa che in questi anni ha subito sicuramente un processo di secolarizzazione e deve, a mio avviso, ritornare a parlare di più del miracolo della vita e di essere cristiani. Io capisco che bisogna abbracciare tutti, eccetera, però questa immigrazione coercitiva e imposta, soprattutto perché voluta da determinate lobby italiane e anche venete, e lo dico subito Confindustria, stanno creando così la guerra del popolo, la guerra degli ultimi, con salari sempre più bassi, perché questo vogliono, e con giovani che emigrano. Dobbiamo dircele le cose. E scusate, ma forse dico una banalità, ci sono sempre meno persone in chiesa, e allora bisognerebbe fare anche un mea culpa ogni tanto. Dobbiamo ritornare a parlare ai giovani anche con la parola che veniva usata tanti anni fa. Dobbiamo ritornare a parlare dei nostri valori. Ripeto, va bene abbracciare tutti, ma cominciamo a abbracciare i nostri. Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella, Ciao. Buongiorno agli illustri ospiti. Complimenti al Don, come hai detto te, perché ha un viso che mi mette tranquillità come una volta, ecco. Poi il signor Favero io lo vedo sempre quando ci sono le trasmissioni e devo appoggio al 100, al 1000 per 1000 quello che dice, perché siamo in un mondo. Volevo però dire un'altra cosa. Sabato, Mirella, davanti all'università qui al Bo di Padova, c'era la manifestazione dei giovani italiani e persiani, chi studia qua. Era pieno di ragazzi e ragazze, Mirella. Io ho parlato con un ragazzo persiano che studia storia e allora, chiaro, ha avuto 23-24 anni, non di più, forse anche meno, e allora mi fa, ma lei signora ci appoggia? Ma certo, ho detto, però io vedi, non sono più giovane, però io mi ricordo quando c'è stato il rovesciamento dell'Iran, chi ha la mia età o anche forse un po' più giovane, si ricorda quando l'Ayatollah dalla Francia ha fomentato per 10 anni Mirella per tornare a ribaltare quello che era il governo, perché io avevo un'amica che aveva sposato all'epoca un persiano, un medico, e quando c'era il re, diciamo, Reza Levi, diceva sì, d'accordo, lui fa una bella vita, però la facciamo tutti, c'è democrazia, le ragazze possono studiare, c'è una libertà democratica, che qua si è un po' scordata la parola democrazia, perché tutti sono democratici, poi alla fin fine, però guarda, mi ha riempito di gioia
parlare con sto ragazzo e altri che dopo ascoltavano, e anche ragazze italiane, era strapieno, ma veramente strapieno, e mi si è aperto il cuore perché vedo che certi giovani lottano. Allora mi chiedo, adesso c'è sta rivoluzione del Venezuela e io conosco delle persone che sono fuggite da là, non c'era da mangiare, c'era una dittatura. Che poi Trump abbia avuto un modo, diciamo, violento, non lo so, io non sono una politica, non voglio entrare nel merito, però ha liberato un popolo, Mirella, perché morivano di fame. Grazie Sandra, Cuba. fammi andare avanti, Grazie. se no non ce la faccio, devo andare anche in pubblicità. Sei stata molto chiara con le tue riflessioni. Quello che però traspare è che purtroppo noi parliamo di esempi buoni. Papa Francesco quanto ci teneva, ma veramente quanto ci teneva alla pace. Invece mi sembra che le guerre continuino, abbiamo 77 guerre, ecco, noi sentiamo quelle più vicine, ma ne abbiamo tantissime di lontane. Questi giovani, lo sento, sono più sensibili di quello che noi pensiamo, hanno paura, loro tengono molto all'ambiente, tengono veramente a quel mondo che forse noi non ce ne, adulti come dice lei, non ce ne frega più di tanto, i grandi della terra non è che siano così vicini a queste tematiche. Eppure una ragazza, un Frassetto, è stata una studentessa che ho avuto ospite, ha detto una cosa bellissima, ha detto: vedrai Mirella che un passetto alla volta noi ce la faremo a riprendere in mano questa società. Ecco, noi un po' alla volta ce la faremo. Perciò vuol dire che sono ottimisti, hanno questa speranza, il valore veramente di credere in qualcosa che è il loro futuro. Lo senti anche lei, Don? Prego. Sì, tendenzialmente sento anch'io questa voglia. Poi credo che vadano sempre accompagnati, no? E qui riprendo il ruolo dell'adulto che a volte è un po' adultescente, ecco, sembra diventato adolescente l'adulto, no? Con la voglia di essere sempre giovane, che per carità va bene, nel senso, mai un capello bianco sul cuore, ci mancherebbe, però serve anche, appunto, ripeto, la parte responsabile degli adulti che affianca le giovani generazioni. Sì, direi d'accordo con l'ospite che è in studio che serve anche diventare operativi. Ecco, credo che sperare debba mettere dentro il cuore come un motore che aiuta a diventare poi concreti, perché sennò spero che la speranza non è che non muore mai, però insomma deve diventare anche concreta, ecco. Quindi io sento giovani che hanno anche l'orizzonte del mondo, ecco. Diciamo che anche in passato i veneti non se ne stavano in Veneto, no. Certo, meglio ricordarlo, per motivi più meglio economici, ricordarlo. ecco. Almeno ho presente anche alcuni miei familiari, parenti, insomma, che sono andati in Francia, in Australia o in Argentina, insomma, quindi ecco. Però è anche bello che questi giovani abbiano l'orizzonte del mondo. Insieme però io cerco sempre di aiutare a cogliere la bellezza del nostro paese e la genialità poi anche del nostro paese, certo. E degli abitanti della nostra regione, ecco. È vero e ci credo anch'io tantissimo. Il problema è che bisogna dare anche delle risposte, come dice sia Michele Favero che lei, bisogna anche agire, perché le parole non bastano più, bisogna dare degli esempi concreti. Giulia da Venezia, vai Giulia. Sì, Mirella cara, buongiorno. Ciao. A tutti, al Don Francesco e al caro signor Favero. E allora Mirella, io volevo dire sì a riguardo, ma con quale permesso, Mirella, hanno fatto quel villaggio a Cortina? Perché è anche in un posto pericoloso. E dopo cosa? Intanto gli atleti non vanno a dormire nei villaggi, vanno a dormire negli alberghi. Perché sono i villaggi?
per dopo magari, non so, e poi Mirella devono essere mantenuti, non lo so con quale soldi, e la pista c'era, spendevano un po' poco a rimodernarla un po', metterla un po' a posto, e noi siamo qua, Mirella, che ci contiamo le ore del riscaldamento acceso, perché le bollette, le terapie che devo fare e tutto quanto, Mirella. Ma noi dobbiamo vivere così, Mirella, vedere quegli sprechi così enormi. Ecco, e poi Mirella volevo dire un'altra cosa riguardo del demonio che è andato su là in America. Ma quello là è un voglio posto e comando. Andare a prelevare le persone da letto, i diritti, ma lui sta smantellando tutti i diritti internazionali. Bisogna metterlo a cuccia un po' quello là, perché ha scompigliato il Medio Oriente. E allora Mirella, guarda che faremo una brutta fine noi, sai, perché loro non sanno cos'è la guerra. Quanti di quelli là hanno fatto la guerra, di quelli che comandano là? Nessuno. E però vengono uccise persone innocenti, civili. E allora, Mirella, qua non possiamo fare andare avanti anche là, lui che si ritiene un democratico, quello è un dittatore, non un democratico. Allora, Mirella, ti ringrazio dello spazio che mi dai. Tu, Mirella, con quello che fai, perché guarda che vedo, sai tutto quello che fai, Mirella, gli aiuti che fai. Ti meriti non so cosa, Mirella. Sì, voglio dire a politici qua dei Veneti. Grazie cara Giulia, grazie, ti voglio bene Giulia. Il problema è che non è che io faccio, io cerco con la squadra che ho, e siete anche voi che fate parte della squadra con questo 5 per 1000, di aiutare veramente le persone che hanno più bisogno di respirare. Tutto qua sarà anche un piccolo aiuto, ma sai, mangiare bene, avere anche un assegno che magari ti permette di pagare l'affitto, di pagare una bolletta, di farti magari qualche cura, forse respiro anche un po'. Cosa dice Favero in merito a quello che ha sentito? No, è logico che la situazione del Veneto in primis non è più quella di anni fa, lo testimoniano anche i numeri. Ci sono tantissimi, ripeto, giovani che emigrano, ci sono tante aziende che chiudono, tanti piccoli negozi, ormai abbiamo i centri storici che sono diventati dei dormitori. E la cosa che mi fa incazzare, scusa se uso questo termine un po' pesante, è che gli stessi politici che per anni, negli ultimi 20 anni, hanno permesso la costruzione ovunque di centri commerciali e di supermercati, adesso siano quelli che si preoccupano di salvaguardare i centri storici e fare qualche leggina, qualche contributo, che poi sarà contributo risibile perché sappiamo che soldi non ce ne sono, per dire no, forse abbiamo sbagliato. Non c'è stata nessuna visione. Questa gente andava mandata a casa. Però, lo dico ai veneti, se volete sempre votare i partiti nazionali, perché dite ma voi siete piccoli, ma voi non riuscirete poi a governare il Veneto come si dovrebbe, eccetera. E allora dovete, c'è un detto veneto che dice mal che se voi non dove. E allora ragazzi, avete votato questi, adesso vi diranno delle altre bugie per altri 5 anni in modo tale da tenervi buoni. E magari tra qualche mese uscirà che forse delle 23 materie, 9, quelle senza LEP, ve le concederanno, che sono poi concessioni di funzioni, neanche di materie, senza risorse aggiuntive. E il Veneto sta morendo, lo vedete anche voi. Io sono andato a Cittadella per la mia campagna elettorale, ho fatto il primo intervento nel paese natio, Cittadella. Ci sono 12 negozi chiusi all'interno delle mura di Cittadella, mai vista una cosa così. Ieri sono stato a Bassano e anche lì si percepisce una grande moria di piccoli negozi. Quando avremo svuotato i centri storici di quello che teneva in vita, perché il negozio non è solamente un dare e avere dal punto di vista economico, è soprattutto sociale. Le persone che si incontrano, che scambiano delle opinioni, delle idee, e tiene vivo il paese. Noi stiamo morendo perché qualcuno ha voluto americanizzare il Veneto e tutta l'Italia comunque in generale, ma sapete, io parlo del Veneto perché questo conosco. E abbiamo distrutto il nostro valore, che è
1000 volte più alto, che non c'entra nulla, ma non per dire non dobbiamo americanizzare perché non siamo l'America, ma non abbiamo le caratteristiche, non abbiamo gli stessi spazi, non c'entra nulla. E noi invece abbiamo fatto in modo quello che dicono ma per contenere i costi. Ma di che? Ma di che? Perché quando vai al supermercato, anziché comprare solo il formaggio e il prosciutto, poi ci aggiungi 10 pacchi di caramelle che non ti servono? Fermo Favero, perché oggi e in questo momento devo andare assolutamente in pubblicità. Allora, questa notte a luna di notte una persona incappucciata è arrivato al nostro negozio con un martello e ha ributtato giù per la seconda volta la vetrata del nostro negozio. Io sono stanco e non volevo neanche andare a fare la denuncia perché ormai lo Stato italiano non esiste, ma l'assicurazione mi ha detto di farla. Io voglio organizzare una manifestazione di piazza. È arrivato all'1:30, armato di martello, incurante delle telecamere che lo riprendevano e anche del richiamo da parte di un dipendente che abita di fronte, che ha sentito i colpi e lo ha redarguito animatamente prima di chiamare le forze dell'ordine. Il ladro, che ha spaccato la porta e causato ingenti danni ad Antonio Amatruda, titolare di Tonino Pizza, è evidentemente in disprezzo totale delle conseguenze. Questo è proprio la prova che loro non hanno paura, perché sanno che nessuno gli fa nulla. Se no davanti a uno che gli urla dietro sarebbe scappato, perché invece niente, lui ha voluto continuare a buttare giù la vetrata perché è sicuro che anche se viene preso nessuno gli fa nulla. Questo è quello che deve cambiare. Poi è scappato. Se no facciamo girare le forze dell'ordine, che ringrazio tantissimo anche per questa notte, inutilmente. Le leggi italiane devono cambiare, i pregiudicati e chi commette un reato deve avere un braccialetto sul braccio col GPS, dobbiamo sapere ogni minuto dove si trova. E tutto per pochi spiccioli, solo monetine nel fondo cassa, ma ingenti i danni tra i vetri a terra, il cibo contaminato da buttare, posse e cassa manomessi e una porta da rimettere a nuovo. 10 mesi fa invece il furto gli costò 18.000 euro di danni. L'amarezza di Tonino è palpabile, non voleva nemmeno fare la denuncia che invece farà per avere un risarcimento dall'assicurazione, ma ora pianifica una mobilitazione generale. Voglio che le associazioni, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Confindustria, tutte le associazioni mi diano una mano per portare il popolo in piazza. Ormai siamo rimasti soli, nessuno ci aiuta, ci alziamo la mattina per pochi spiccioli perché lo Stato ci porta via tutto e poi arrivano queste persone a fare il resto. Io sono veramente stanco e chiedo ai trevigiani di venire in piazza se vogliono continuare a uscire la sera. L'ultima riflessione è sul periodo lungo delle spaccate in città. Ormai il centro di Treviso è devastato che stanno chiudendo tutti i negozi e nonostante la crisi anche loro subiscono ogni notte una spaccata. Ormai sono mesi, sono 10 mesi, hanno incominciato 10 mesi fa con la prima spaccata da me e in 10 mesi non è stato fatto nulla di nulla. Ora i palazzi del potere devono tremare. Allora, Don Frassetto, quello che traspare, questa rabbia, ecco, questa ingiustizia che persone che lavorano per bene non sopportano più, ecco, la parola veramente giustizia, la parola tranquillità, rispetto, sono parole che veramente cominciano a farsi sentire, ecco, molte persone non ce la fanno più, ecco, qualcuno deve intervenire e soprattutto, ecco, la misericordia che dovrebbe usare la politica per capire che bisogna intervenire, bisogna dare questo segnale di tranquillità, di pace, sono là per questo. Prego, Don Frassetto. Condivido come dire, la preoccupazione, la chiamo così, anche di quello che abbiamo visto in una spaccata a Treviso. Ecco,
Anche nella mia zona qui ci sono stati un sacco di furti nelle abitazioni nel periodo prenatalizio. Sono stato anch'io intervistato per via di alcuni furterelli in chiesa che ci sono stati, ecco. È un continuo ed evidentemente qualcuno sa che rimane impunito, ecco. Il grazie anch'io va certamente alle forze dell'ordine, che però sembrano avere come delle mani legate, nel senso che poi tutto continua ad essere come prima o il rischio è che peggiori, perché appunto si continua ad avere situazioni, ahimè, ai danni di tanta gente, di tanta buona gente, insomma, ecco. E quindi questo è anche il rischio, no, della rabbia, oltre che della paura, perché a volte accade il furto anche davanti alla presenza delle persone stesse, ecco. Quindi sì, invocherei anch'io qualche forma di legge che garantisse un po' di più la tranquillità e la pace dei cittadini, ecco. Aldo da Castelfranco, vai Aldo. Sì, buongiorno agli ospiti, buongiorno a tutti. E niente, nell'epoca del Risorgimento Don Bosco, quando prendeva i giovani in strada che rubavano e facevano altri fatti, li ha presi, li ha fatti studiare, li ha fatti lavorare, li ha corretti e gli ha fatto prendere una strada giusta. Quindi i giovani, per essere corretti, educati, devono fare, lavorare, essere impegnati. Cioè, la soluzione è stata fatta da qualcuno, è stata insegnata da qualcuno. Non capisco perché attualmente non si faccia molto poco. Quindi bisogna prendere esempio da chi all'epoca è stato protagonista del risorgimento italiano a livello educativo, in maniera reale. Tutto qua. Grazie caro Aldo, fa molto piacere della tua telefonata. Allora, Michele Favero, come commentiamo? Io parlo di rinascimento italiano, del risorgimento non ne voglio neanche sentire parlare, è un periodo buio e per me dovrebbe essere cancellato, ma lasciamo stare questi, diciamo così, periodi da ricordare solamente nei libri di storia. Io dico una cosa, io spero che Rete Veneta dia il mio numero personale a Tonino, perché se c'è qualcuno che ha portato la gente in piazza, non faccio per lodarmi, è Indipendenza Veneta, è il sottoscritto. L'abbiamo fatto con Walter Onichini, l'abbiamo fatto per Ernest Mattielli, l'abbiamo fatto per le persone, per Franco Birolo, per le persone che hanno subito delle ingiustizie, e lo Stato italiano è assolutamente indifferente. È inutile che si venga a dire abbiamo modificato la legge, c'è ogni tanto il sottosegretario alla giustizia che dice adesso abbiamo fatto una legge che tutela i consumatori, che tutela i proprietari di casa. Ma dove? Ma dove, se i furti e le rapine sono aumentati in modo esponenziale? E lo vediamo tutti i giorni. E non c'è nessuna forma di deterrenza, non c'è nessuna certezza del diritto. Addirittura a Venezia adesso se filmi uno che borseggia ti becchi la querela perché violi la privacy. È il mondo al contrario, su molti temi sono assolutamente distante da Vannacci, ma su alcune cose sono pienamente d'accordo con lui. Ma che mondo è questo? Quante spaccate dovrà subire ancora Tonino? Quanti furti ha subito Ernest Mattielli prima di reagire al 14° furto, poi ha sparato al ladro e gli hanno confiscato la casa? Perché questo fa lo Stato italiano. E il carabiniere che spara perché vede un collega minacciato con il cacciavite e si becca 3 anni di galera. Non c'è nessuna forma di deterrenza. Allora Tonino, se mi stai vedendo adesso bene, se no spero che Rete Veneta, Mirella, diano il mio numero a te, ci scambino i numeri, io sono il primo a scendere in piazza a Treviso, non aspettarti niente da Confcommercio e altre associazioni che sono filogovernative e la gente la portano in piazza una volta solamente perché così va di moda. Noi ci mettiamo il cuore, noi ci mettiamo la determinazione, perché è impossibile, già è difficile
per un piccolo commerciante sopravvivere con gli affitti e i costi di oggi. Ci mettiamo anche le spaccate, ho sentito adesso 18.000 euro, e poi l'assicurazione, conoscendo bene il mondo delle assicurazioni, ti diranno mi spiace, danni per 18.000, se ti va bene te ne diamo 5, ti va bene perché se no amen, così è, oppure ci fai causa e andiamo avanti 10 anni. Perché questa è la realtà, io parlo di cose concrete. Livio da Sono un Padova, politico del siamo a metà della territorio. linea, vai Livio. Mirella, ciao, saluto il segretario di Indipendenza Veneta e anche saluto il Don che Don Frasetto. è in collegamento. Sì, dunque, ma io dico, non abbiamo un capo dello Stato. Un capo dello Stato dovrebbe tutti i giorni parlare di queste cose, spronare la classe politica su tutti gli argomenti, sull'ingiustizia che c'è, su questi furti, su queste pene certe, su tutte le cose che non vanno, dovrebbe tutti i giorni, invece non ne parla mai. E cosa ne pensa il segretario, il presidente di Indipendenza Veneta? Volevo sapere questo. Grazie. Grazie Livio, allora sentiamo Favero. Cosa ne penso del capo dello Stato? Il capo dello Stato italiano di cosa ha parlato in questi ultimi anni? Di cosa ha parlato? Parla dei giovani e così fa degli spot, e poi concretamente che cosa ha fatto? Che cosa sta facendo l'Italia per il territorio, per le persone che a stento sopravvivono con 1.200 euro al mese di stipendio? Si sono aumentati i salari? Si sono aumentati gli stipendi? I funzionari dello Stato, i magistrati, tutta la classe, addirittura i dirigenti, che l'unica cosa buona che aveva fatto Renzi era quella di mettere un blocco a 250.000 euro, ma hanno detto che è troppo poco, che è incostituzionale, e pertanto già i giudici della Corte Costituzionale si sono aumentati lo stipendio. E questo è il capo dello Stato, è il capo di questo Stato, non è del mio paese, che la mia patria è il Veneto. Faccio sempre la citazione di Goffredo Parise: sebbene esista una Repubblica Italiana, questa espressione astratta non mi rappresenta, non è la mia patria è solo il Veneto. Però Michele Favero, scusa se lo dico, per fortuna che c'è questo capo dello Stato, perché se la prendono col capo dello Stato invece di prendersela col Parlamento, che fa delle leggi che veramente non riusciamo a capire se stanno facendo le leggi a persona come che è successo fino adesso, perché è là che vengono fatte le leggi. Ecco, per fortuna che questo capo dello Stato ha fermato anche delle cose ignobili che stavano cercando di far passare, e non è il sistema che è veramente collassato, non è il capo dello Stato che ha la colpa, è il sistema politico che è collassato, e l'ha fatto collassare quella politica, quei politicanti, invece di fare il bene del paese hanno fatto i loro interessi. Questa è la grande dramma, se la prendono quei giudici. Ma chi è che ha fatto le leggi? Le leggi sono state fatte in Parlamento, i giudici le applicano, dopo per carità sbagliato o non sbagliato, ma le leggi vengono fatte in Parlamento da persone a volte improponibili, veramente che non potevano neppure candidarsi, eppure sono là. Ecco, Don Frasetto, quello che io vorrei veramente chiudere con lei è questo segnale di pace che verrà dai giovani. Sono loro che si muovono, sono loro che cercano di fermare anche questa veramente rabbia, questa disgrazia che abbiamo di queste guerre terribili. Sono loro che cercano di portare gli aiuti, sono loro, quando il paese è in ginocchio, sono i primi a rimboccarsi le maniche e arrivare. Non è che li chiamano, partono da casa col badile, li abbiamo visti, per cercare di aiutare, ma questo non fa storia, non si deve vedere questo, si deve vedere sempre il male, non il bene. Io invece stamattina con lei vorrei vedere il bene di questi immigrati. Iniziamo a capire, Favero, chi ha voglia di lavorare, chi non ha voglia di lavorare e dividere, e non parlare sempre a 360 gradi e mettere tutti no, quelli che hanno voglia di lavorare devono essere reintegrati. Invece non si fa questo, hanno i colori, finché non arriva il colore stai là fermo, perciò sei un delinquente. Prego, Don Frasetto. Condivido la cosa di non fare di tutta l'erba un fascio, perché credo che siamo diversi e c'è
una componente che ha voglia di fare e che ha voglia di vivere civilmente, ecco. Ma io tendo ad aiutare anche i giovani che incontro ad avere in qualche modo un amore per le istituzioni, pensando che qualcuno fra questi possa un giorno entrare dentro a questo mondo delle istituzioni, perché penso che le cose vadano cambiate da dentro gli organismi che ci sono. Ecco, e quindi cerco di aiutare a coltivare anche una sensibilità civile e politica che, devo dire, a volte un po' nascosta, un po' sopita nei giovani, forse anche per quello che sentono, per quello che hanno sperimentato e vissuto. Però insomma cerco per quello che posso fare io, insomma, nel mio piccolo, di guardare alle istituzioni anche in senso così positivo, perché credo che nella storia del nostro paese, insomma, c'è stato comunque tanto bene. Forse manca un po' l'orizzonte della realtà dei cittadini più normali, ecco, e qui però penso che dovrebbero aiutare i politici più vicini alla gente a portare le istanze verso non so, verso il governatore del Veneto e poi verso il Parlamento, insomma, e quant'altro. Grazie, veramente grazie. Mi fa molto piacere Don Davide Frassetto che ha detto questo, perché è inutile che andiamo subito a Roma, c'è anche una regione che deve veramente muoversi, che deve agire. Mi sembra che anche il nuovo presidente, almeno da quello che si sente, abbia una visione diversa da quello che era all'inizio, e soprattutto poi vedere poi se si realizzerà, perché tra il dire e il fare io sono abituata che c'è di mezzo il mare, però almeno cerca di far trasparire la buona volontà per smuovere questo sistema che si è veramente inasprito, inaridito, che è collassato. Ecco, il sistema Italia è collassato. Grazie veramente Don Davide Frassetto, parroco di Biadene, Caunada di Montebelluna, di essere stati con noi. Sentiamo come ci saluta Michele Favero. No, fammi fare una battuta. Abbiamo sensibilità diverse verso il capo dello Stato. Io voglio ricordarti una cosa, Mirella, e sinceramente così ero convinto che anche tu avessi reagito come il sottoscritto. Questo capo dello Stato nel suo discorso poco tempo fa ha ricordato che sebbene impopolare bisogna procedere al riarmo. Ma ti sembra un messaggio da dare questo? Con tutti i problemi che abbiamo e con i conti tra l'altro che il sottoscritto ha fatto osservando proprio uno studio dell'Università Sacro Cuore di Milano, è l'unico movimento Indipendenza Veneta, e il sottoscritto ha redatto un documento per fare una mozione di no al riarmo. Noi spendavamo già nel 2024 il 58% in più rispetto alla Federazione Russa, pur non essendo in guerra. Noi intendo Unione Europea ed Europa, perché molti dimenticano che ad esempio il Regno Unito non è più dentro l'Unione Europea, la Turchia non lo è. Bene. Di quanti miliardi dovremmo ancora impegnare? Quanti miliardi dovremmo impegnare ancora? Arrivare al 5% del PIL in un paese che paga 100 miliardi di interessi passivi, e cioè più di quello che paga per l'istruzione? E questo il capo dello Stato lo ha dimenticato, oppure è convinto che riarmandoci ancora di più noi faremo paura alla Russia e andremo a fare la guerra ai cosacchi? Per cortesia, Mirella, questo è un capo dello Stato che non mi rappresenta. Io spero che il Veneto prima o poi si decida ad essere guidato da un partito del territorio, perché abbiamo bisogno non di indipendenza per erigere mura, per fare la guerra, per sparare agli italiani, non diciamo delle sciocchezze.
Indipendenza significa non dipendenza, non dipendere da nessuno, cominciare a dare non 300 euro al mese a un invalido, ma 3.000 euro, perché possiamo farlo. Non dare a una famiglia che ha un bambino disabile a malapena i soldi per i farmaci, e spesso non arrivano neanche quelli, ma dare un contributo vero, reale, perché possiamo farlo. Ripeto, 16 miliardi di residuo fiscale. Portati via quello che continuano ancora a definire ricco nord-est. Abbiamo, scusami la volgarità, le pezze al Q. Ecco, avete già capito, no? Altro che ricco nord-est, non esiste più. Il 20% dei veneti fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Questi sono dati Istat, non del segretario di Indipendenza Veneta. Non esiste più il ricco nord-est, non esiste più il Veneto dei ricchi. E non tiriamo fuori qualche industriale veneto per fare l'esempio di tutti i veneti, anche con ste menate qua, finiamola. La classe media del Veneto non esiste più, grazie all'Italia. Caro Michele Favero, io ho detto che l'Italia è in Europa, ok? E l'Europa si sta muovendo in questo senso. Allora, se voi volete fare quello che volete fare, dovete dire agli italiani che si togliano dall'Europa, perché l'Europa si sta muovendo in questo... È inutile che ce la giriamo. O stai in Europa e segui l'Europa anche su Riarmo, oppure ti togli e non fai più questo. Allora bisogna capire dove il governo vorrà parare, perché è inutile dire non fate. Finché siamo in Europa, e mi sembra che dell'Europa ne abbiamo avuto bisogno con i soldi del PNRR che sono arrivati da là, caro Michele Favero, sono arrivati da là, perché non avevamo neanche gli occhi da piangere. Se siamo messi così male è colpa dell'euro che non è stato monitorato, che la politica ha fatto, e non è stata l'Europa, è stata la politica italiana che non ha controllato questa moneta. Negli altri stati si sta bene, è qua che stiamo male. In Germania c'è l'euro ma non stanno morendo di fame come noi, anche se sono in crisi, sì. Però i nostri giovani vanno a lavorare in Germania, perché in Germania prendono 5.000 euro con alloggio e qui diamo 1.500 euro. Allora se voi volete fare questo dovete dire agli italiani che votino contro l'Europa, che si tolgano dall'Europa. Pubblicità e grazie ai miei ospiti. La foto del tavolo della giunta di Fonte è l'immagine simbolo di quanto accaduto nel comune trevigiano nell'ultimo periodo. È stata scattata lo scorso 31 dicembre. Colori, disegni, qualche biscotto per i bambini del centro di accoglienza straordinaria di via San Nicolò, che quel giorno è stato chiuso definitivamente dopo anni di polemiche e scontri politici. Sul tavolo della giunta quel giorno abbiamo dovuto accogliere un paio di famiglie con dei bambini minori che avevano cessato la loro possibilità di stare all'interno del CAS. È stata data comunicazione che non avevano più titolo di stare dentro e i servizi sociali sono attivati subito. Il centro migranti ora è vuoto, tutto tace. I 75 richiedenti asilo che ospitava se ne sono andati, ma non tutti in verità. Alcuni con residenza a Fonte hanno bussato alla porta del sindaco. Quando un ospite non ha più titolo di stare al suo interno, avendo la residenza nel comune dove ha ospitato il CAS, cioè in questo caso a Fonte, ricadono sul welfare sociale. Abbiamo avuto diversi casi dove di fatto mamme con bambini fragili, disabili, non potendo sostenersi autonomamente, si sono ritrovati a doversi affacciare alla nostra porta. E quindi questo da solo non ce l'avrei mai fatta, perché si parla davvero di spese. Una comunità di mamma per bambino, dico sempre, sono 90 euro circa al giorno per minore e per maggiorenni sono 45 euro al giorno. Moltiplicatelo per il numero di giorni che ci sono in un anno e viene fuori una cifra che supera, per noi è stata superiore ai 200.000 euro. Una spesa enorme che Fonte ha potuto sostenere soltanto grazie al contributo della conferenza dei sindaci. Ma il primo cittadino denuncia: siamo in emergenza. Il Ministero non può lasciarci soli. Abbiamo bisogno che il Ministero, quando ci sono questi casi qui, non ci lasci solo, ma che davvero ci dia la possibilità e fondi per poter sopperire a queste esigenze. Abbiamo Mirella da Riese, vediamo se è ancora in linea. Mirella? Sì, Mirella. Ma sono abituati i miei. Buongiorno ai ospiti.
voglio dire due cose. La prima, che siamo in un mondo molto brutto. Ogni giorno vanno a rubare, ogni giorno. E di notte anche. Soprattutto chi dorme. Vedono gli anziani, disturbano, menano, ecco, e fanno danni morali molto gravi. E lo Stato non pensa a queste cose, non pensa. La gente va a rubare oro, poi lo vende, si prendono i soldi e sono felici e contenti, vanno. Adesso qua a Riese aprono una comunità sociale. Vediamo cosa succederà. Ma guarda, 3 botteghe che ci sono qua a Riese, 3 botteghe aperte e basta, tutte chiuse, un paesetto. Beh, guarda, mi viene da piangere quando passo per Riese al centro. Grazie cara Mirella, grazie, mi fa piacere averti sentito. Sono i nostri diversamente giovani che hanno voglia di parlare, di dire cosa ne pensano, che hanno il buon senso, cosa sta capitando. Ne parleremo con Mattia Somadossi, sindaco di Fonte. Avete visto il servizio che è andato in onda, ma saluto anche Marco Zecchinel, presidente Confapi Venezia, perché parleremo proprio di lavoro, di giovani, di immigrati. Allora partirei proprio dal sindaco Mattia Somadossi. Allora sindaco, una bella patata bollente, sempre i sindaci naturalmente, solo loro che hanno questo problema enorme di trovare residenze, case, di dare veramente un sostegno a queste persone, che siete l'unica porta che si apre, non ce n'è un'altra. In regione chissà quando inizierà a ripartire, si fa molta fatica perché con la burocrazia che abbiamo, con tutti questi paletti. E com'è la situazione proprio dal suo punto di vista? Questa immigrazione, noi abbiamo bisogno di questa gente, inutile che ce lo giriamo e che ce la raccontiamo, ognuno pensi quello che vuole, però questa è la verità e vedrete, perché sennò le nostre aziende non ce la faranno. Non ce la faranno, noi non abbiamo più i numeri, non abbiamo più i giovani, ma non perché non vogliono, è che la demografia inizia a farsi sentire e non li abbiamo perché non ci sono, no, perché tanti sono andati anche all'estero, per carità, ma non abbiamo i numeri. Sindaco, cosa dice? Tanto Mirella, buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, la lettera aperta che ho poi appunto preparato si chiama appunto Quando restano solo le chiavi del comune. Questo perché appunto sul territorio dopo chi presidia quello che c'è siamo noi sindaci, quindi intanto ringrazio tutti i sindaci che mi hanno dato una mano e un supporto in questo e non mi sono mai sentito solo per questo sia appunto che sul territorio. Resta il fatto che nei casi specifici del nostro centro d'accoglienza, che ha poi appena chiuso dopo più di 7 anni che era lì aperto, resta la questione anagrafica, nel senso che viene data la residenza nei comuni in cui risiedono i centri d'accoglienza. Ci sono molti ragazzi là presenti che sono stati trasferiti che lavoravano, hanno comunque lavoro e lavorano. Quando si trovano invece delle situazioni fragili, dove abbiamo dei minori che magari la mamma è vittima di violenza di tratta oppure non è più vicina al compagno, oppure avendo un reddito il padre è già uscito e ancora non riesce a mantenere i figli, si fanno avanti e vanno verso la casa, verso i municipi, perché per legge appunto per evitare l'abbandono dei minori noi sindaci siamo chiamati a prendere in mano la situazione. In questa lettera appunto denunciavo il fatto che è una questione che tanti sindaci affrontano, non vogliamo sembrare eroi o quant'altro, era giusto raccontare però che la cittadinanza sappia che non ci sono né sabati né domeniche, non ci sono notti, perché quando i carabinieri chiamano, là i sindaci non possono più far finta di niente, devono intervenire, caricano in macchina le persone, cercano di trovare alla meno peggio degli alloggi, alberghi e quant'altro che ricadono dopo nelle spese comunali. Per quanto riguarda appunto i nuclei, abbiamo affrontato quest'anno, in un mese di luglio e agosto abbiamo affrontato 3 nuclei familiari che sono usciti dal centro d'accoglienza con minori, non sapevano dove andare, e se non fosse stato per la conferenza dei sindaci e il comitato dei sindaci dell'Asolano che hanno accettato di condividere queste spese, perché come detto anche nel servizio queste comunità madri per bambino quant'altro costano e non costano poco, perché costano anche 90 euro al giorno per sia bambino, e quando è un nucleo familiare di 3-4 persone si fa presto a fare i conti dopo, e arriviamo a cifre che in un anno abbiamo coperto centinaia di migliaia di euro, che se non fossero state condivise in gran parte con l'ULSS, che anche qua dico è giusto che l'ULSS, un welfare territoriale, si sbilanci così tanto
che potrebbe intervenire, questi soldi potrebbero essere spesi per ridurre, ad esempio, le rette delle case di riposo. Però noi come sindaci non possiamo dire accetto o non accetto di accudire una o l'altra persona. Sono SIECA cittadini e noi non dobbiamo dare conto a nessuno su questo, dobbiamo solo dire prendiamoli e bisogna per forza sistemarli, perché come quel tavolo là che c'è, quella mattina lì abbiamo accolto queste 2 famiglie e non sanno l'italiano, alcune sanno l'italiano, altre no, non ce la fanno ad integrarsi, il sistema di integrazione è lungo e è per questo che io chiedo sempre e ho chiesto in questi giorni e continueremo, adesso partirà un'altra lettera al Ministero dove chiediamo fondi strutturali per i comuni che ospitano centri d'accoglienza, perché l'accoglienza non finisce quando un centro d'accoglienza chiude, è da lì che proprio che comincia, cioè il centro d'accoglienza è una fase transitoria, è dopo che parte l'accoglienza, dobbiamo mettere le comunità in condizioni di farlo però e non scaricarlo solo dal punto di vista legale questo. Avete sentito che bravo che è questo sindaco, un sindaco giovane, un sindaco che crede in quello che ha scelto, che è anche una professione, è un modo di vivere e di lavorare per la politica, aiutato dalla politica, ma mi sembra che sia l'incontrario tra quello che ha spiegato questo sindaco e quella che è la realtà che si trova in mano. Tante incombenze, tanti problemi, pochi soldi, ma così non può essere. E soprattutto, e qua adesso interviene anche Marco Zecchinè, presidente Confapi Venezia, il problema è come integrare queste persone. Allora scusatemi, ma non c'è anche il mondo del volontariato? Come mai questo mondo del volontariato non viene mai chiamato? Cioè non è che abbiamo solo i 3 nomi famosi che sentiamo sempre, abbiamo più di 750 associazioni di volontariato, molto preparate, molto professionali, perché abbiamo della gente veramente, però non mi sembra che ci sia questo richiamo a dire ho questo problema, sediamo attorno a un tavolo tutti assieme, Confapi, tutti quelli, e troviamo la soluzione. Non che ce li ritroviamo davanti alla prefettura che lavorano, che non hanno una casa, sono al freddo, non hanno vestiti, noi buttiamo via i vestiti, perché nessuno ci chiama, se non conosco come faccio ad aiutare? Ecco, c'è questa interruzione a un certo momento di questa catena che dovrebbe unire invece che dividere. Prego Zecchinè. Sì, no, hai ragione Mirella, ma ti dico, per fortuna che c'è il volontariato e il volontariato si inserisce in queste dinamiche. Io ti cito un esempio virtuoso, nel San Donatese c'è l'associazione Accogliere, che è un'associazione formata da donne per la maggior parte ex professoresse, ora per la gran parte appunto in pensione, che insegnano la lingua italiana agli stranieri. E attenzione, fanno questa cosa totalmente gratuitamente e lo fanno la sera, perché molti di questi giustamente lavorano di giorno. Tutte le, diciamo, scuole di lingua istituzionali, quando fanno lezione, naturalmente di giorno, questi volontari si prendono invece e sacrificano le loro serate e fanno lezione dalle 9 di sera in poi, quindi a lavoratori per insegnargli l'italiano. Attenzione, con delle difficoltà incredibili, perché si tratta di insegnare l'italiano a persone che spesso magari sono analfabete nella loro lingua. Per esempio gli egiziani, che sono, diciamo, ormai la consuetudine nei cantieri edili dei nostri territori, molti di questi sono analfabeti nella loro lingua araba. Quindi bisogna passare dall'arabo, dove sono analfabeti, a insegnargli l'italiano. Ma abbiamo anche i mediatori o sbaglio? Abbiamo anche i mediatori, ma questa gente che lo fa totalmente gratuitamente ha anche le competenze del mediatore. Beh, chi fa volontario si inventa tutte le competenze e pensa che poi di giorno invece fanno lezione, questa associazione, ripeto, Accogliere a San di Piave, alle donne, spesso magari musulmane, ma gli fanno anche educazione civica. E quindi questo invece lo fanno la mattina, sopperendo totalmente a un vulnus che c'è invece nel pubblico. Quindi per fortuna che c'è il volontariato. Allora dov'è la cosa difficile? È raccordare tutto questo. Diceva bene il sindaco, no? La tematica dell'immigrazione ha tanti aspetti. C'è l'immigrazione, c'è l'ordine pubblico, c'è la questione dell'avviamento al lavoro. Questi vanno presi singolarmente, perché se li si mette insieme poi diventa un cortocircuito. Allora abbiamo l'ASL che deve pagare
per questioni residenziali. Invece in realtà le questioni andrebbero ordinate in modo coerente. Noi come associazione di categoria questo cerchiamo di farlo. Per esempio abbiamo per la professione del saldo-carpentiere avviato ormai da molti mesi e adesso è in corso un corso di formazione per 10 cittadini stranieri che vengono dal CAS, e abbiamo raccordato il CAS che normalmente non ha questa funzione. Perché le sigle a casa non le conosco. Siccome viviamo di sigle, allora andiamo a capire c'è il CAS. Qui infatti poi per fortuna che non finisce con altre due sigle, sennò veramente sarebbe un'altra ironia poi. No, perché abbiamo il Porcello, il Mattarello, mancava solo chi facesse anche un altro l'ironia involontaria della burocrazia. Il vecchio centro di accoglienza si chiama CAS, adesso magari il sindaco è in grado di spiegarmi perché, ma non c'è più il vecchio centro di accoglienza come lo conoscevamo, adesso c'è il CAS. Ma questo CAS praticamente è un deposito di questi stranieri, è un deposito, dopodiché non ha nessun dovere di doversi raccordare con il resto del sistema. Adesso noi come associazione imprenditori siamo talmente disperati che naturalmente cerchiamo di raccordare tutti questi elementi, quindi cerchiamo di raccordare il CAS, cerchiamo di raccordare il mondo del volontariato che gli insegni la lingua, e dopodiché tutti i fondi che peraltro ci sono, per esempio i fondi GOL, i fondi FES che servono, che sono poi erogati dalla regione per avviarli a delle professioni di cui c'è bisogno nel campo della manifattura, come il saldo carpentiere. Professione molto remunerativa che però oggettivamente, bisogna anche dirlo fuori dalle ipocrisie, molti pochi italiani oggi vogliono materialmente fare. Allora Sindaco, lei farà una lista civica, la sua, perché non ho capito, adesso sparivo tutti i partiti e tutte le liste civiche. No, vorrei anche capirlo perché poi civica. Siamo lista civica vicina al centrodestra. Perfetto, vedete che ha spiegato, poi bisogna anche capirlo. Paesi furbi, i politici sono furbi, ma noi riusciamo a capire. Però Sindaco, sarebbe così semplice anche per voi. Voi entrate assieme alle associazioni di categoria in questo CAS, chi c'è all'interno, chi sei, cosa sai fare, cosa facevi nel tuo paese, come sai lavorare, in base alle informazioni che ricevete sapete dove intervenire e come accompagnare al lavoro questo ragazzo. Io ho paura che ci sia, guardi che l'ho già detto, non è che dico una cosa nuova, un forte business con le cooperative. Chi sono le cooperative? Cosa fanno le cooperative? Come io posso entrare per capire l'importanza della cooperativa e dell'umano che c'è dentro, perché sono persone, non sono oggetti. Cioè non è che noi possiamo continuare a far finta di niente e voi non potete continuare a urlare non ce la facciamo più, dateci delle risposte, perché se il tappo salta, Sindaco, non ce n'è più per nessuno. Allora, prima che salti il tappo, siccome è molto bella la parola prevenzione, cerchiamo di capire come cercare di parare, visto che abbiamo la necessità di gente che lavori, di braccia forti che lavorino nelle aziende, perché non è che tutti lavorano con l'intelligenza artificiale o con la robotica. Abbiamo campi, abbiamo di tutto, mi sembra, non so se sbaglio, dicono l'agricoltura italiana, adesso c'è un altro nome, non mi ricordo neanche cosa, un'altra sigla ancora, che facevo anche fatica a capire stamattina con il regista, ma cosa è sta roba? Cioè non è che forse a qualcuno sta bene così, tutti fermi, non fare niente, perché con la paura riesco a prendere tanti voti, con la rabbia. Ecco, forse non hanno capito bene che poi i conti non torneranno. Sindaco? Allora, questa è una bella domanda. L'esperienza che ho io del nostro centro d'accoglienza, che ricordiamo aveva 75 ospiti in un paese di 6.000 abitanti, non sono pochi. Avevamo però la fortuna, dopo non so che non è sempre così, di avere comunque una cooperativa. Un conto è il titolare dell'affitto, un conto è dopo la gestione operativa del centro d'accoglienza, straordinario, che S sta per straordinario, che però negli anni è diventata stabile, più stabile che straordinario. Ecco, conforme la legge, diciamo, ecco.
e quindi per entrare anche bisogna avere prima però il benestare della prefettura, perché non è che un sindaco può entrare liberamente all'interno del centro d'accoglienza. Spieghiamo come. E devo dire che anche ultimamente per cercare di perché quando cessano, il meccanismo è questo, quando cessano il diritto di stare al loro interno, quindi è stato definito che sei un rifugiato politico o hai quindi uno stipendio, non hai più titolo di stare, cessano le misure d'accoglienza, questa è la legge. Ci sono stati tantissimi imprenditori che non erano tenuti a farlo, ma che hanno trovato una casa a queste persone e non erano tenuti a farlo, ma l'hanno fatto. Hanno capito l'importanza della persona. Gli hanno detto appunto che dopo la problematica ci mettono tantissimo tempo ad avere anche dopo come si chiama, viene il termine, il permesso di soggiorno, quindi quello dopo implica a livello lavorativo molte difficoltà. Senza permesso di soggiorno trovare un affitto con un permesso di soggiorno limitato, con un tempo limitato, è crea molto problemi. Molto Vi fermo un secondo perché abbiamo Sante da Piove di Sacco. Ciao Sante. Perché sei in ritardo quello là. Prego Sante. Sì, eccomi qua. Eccoti qua. Sto parlando con la Mirella? Sì, stai parlando con la Mirella. Ciao Mirella, ascolta, ti volevo far presente questo problema. Non mi ricordo se è stato il 2 o il 3 di gennaio, io e un altro residente qua di Corte, che è una frazione di Piove di Sacco, siamo venuti a conoscenza che vicino a casa nostra sarebbe sorto un traliccio per la posa in opera di antenne di telefonia mobile. Mi senti? Sì, benissimo. Praticamente cosa è successo? Che il mio, chiamiamolo vicino di casa, che era un terreno lontano da casa sua ma proprio adiacente alla mia abitazione, ha ceduto praticamente a, credo sia Vodafone, va bene, parte del suo terreno agricolo affinché appunto facessero questa opera. Praticamente il traliccio sorge a meno di 20 metri dall'abitazione della mia vicina di casa e a circa 80 metri da casa mia. Di fronte a casa mia, lungo tutta la via, c'è la linea Telecom praticamente per la telefonia fissa, non ci manca niente. I nostri telefoni funzionano alla perfezione, internet problemi zero. A noi le antenne non servono solo per ammalarci e niente altro. Oltretutto andrebbe a deturpare, diciamo, questo paesaggio, diciamo, agricolo, che non ce ne sono neanche tanti ormai, ok? E personalmente ho provveduto ad avere la firma, perché ho fatto praticamente una petizione al sindaco di Piove. Ho allegato tutte le firme dei residenti, praticamente la totalità dei residenti ha firmato e non vuole antenne nella sua zona. Ho mandato in comune la richiesta per avere copia degli atti relativi a questa pratica, sono in attesa che mi chiamino. Stamattina ho presentato la petizione al sindaco, ho anche telefonato in comune perché vogliamo un incontro col sindaco, per il momento non abbiamo nessuna risposta. Cosa facciamo? Grazie Sante, guarda abbiamo un sindaco, fatalità stamattina, colpa del sindaco. Spieghiamo. Poveretto Mattia. L'esperienza. Allora Mattia, dai, cerchiamo anche di spiegare a questi cittadini, ma scusa sindaco, perché non riprendiamo a rimettere comitati di quartiere, questo famoso dove si ascoltavano i cittadini, vedere le situazioni, perché bisogna pure ascoltarsi i cittadini che alla fine sono quelli che pagano le tasse, perché i cittadini fanno quello e vorrebbero anche capire cosa succede, perché succede, se hanno parola o se non hanno parola. Prego. Allora, sempre la mia esperienza qua in questo anno e mezzo da sindaco, se ne sente parlare anche tanto, insomma magari qualcosina di più, perché sta venendo avanti l'ultima parte del PNRR per quelle aree definite bianche, dove tutto ruota intorno al tipo di opera che è queste, che sono le opere considerate primarie, di edilizia primaria. Questo è un tecnicismo che ai cittadini glielo si può spiegare in tutte le lingue, ma a loro interessa sapere perché non si può mai dire di no a queste antenne, perché questo è il principio di fondo. Purtroppo io dico, come amministratori locali, quello che possiamo dare è cercare, nel caso che è successo a Fonte anche recentemente,
Quello che possiamo fare è, avendo un piano delle antenne, se va in territorio privato, cercare di fare di tutto per riportarle su un terreno pubblico, ma comunque se viene deciso di mettere giù un'antenna è quasi impossibile fermarle. Questo adesso non voglio lavarmene le mani e dire che non è di competenza nostra comunale, però purtroppo noi sindaci possiamo solamente cercare di interagire, dialogare, cercare di capire se invece di metterla là è forse meglio metterla da un'altra parte. Fermo, sindaco, perché sta spiegando molto bene, perché è quello che io voglio. Chi è che dà le autorizzazioni? Ad esempio questa signora che era privato, ha venduto questo terreno, però questo terreno ha detto un nome di telefonia, ha bisogno di autorizzazioni, cioè non è che io compro il terreno e posso fare quello che voglio. Da dove arrivano le autorizzazioni? Allora, viene praticamente aperto, viene fatta una richiesta in comune perché devono essere messe lì. Se si è sotto vincolo c'è comunque anche la soprintendenza che deve dar parere, favorevole o no. C'è l'ARPAV, che è l'ente che dà comunque, perché sono loro i detentori di dare parere favorevole o meno. Noi comuni possiamo dire se è coerente o no col piano che abbiamo noi a livello urbanistico, è puramente una questione urbanistica la nostra come tipo di parere. Che è quello importante? Sì, perché no, spieghiamo quanto importante è l'urbanistica. No, perché sembra una parola ti dico cosa dove fare e come fare, calma. Perché ho la mia pianificazione del territorio che un'amministrazione deve, secondo me, continuare a mantenere, almeno sulla pianificazione del territorio, avere una visione sua di quella cosa lì. E quindi si può dare parere favorevole o no, però si sa al 90% dei casi che si dà parere negativo, viene impugnata la decisione, si va in mano, si fa poi ricorso al TAR, mi pare, adesso non vuole dire una cavolata, e là il 99% delle volte non se la spunta mai. È la firma del sindaco, dopo aver sentito tutti questi enti, a dare il benestare se si può fare o non si può fare questa antenna. Funziona così, sindaco, è inutile che giremo intorno, cioè è inutile parlare chiaro quasi Viglia Veneti. Perciò il sindaco, quando ha sentito tutti questi enti proposti, dà la sua autorizzazione o non la dà. Hai detto giusto, Sante, funziona così, è il sindaco, per quello dico che hanno delle patate bollenti non a caso, e se non funziona così fa il ricorso. Mi farei anche qualche ricorso delle volte, sindaco, intanto va avanti, spende anche lui un po' dei soldi proprio, invece di lasciare proprio questo vassoio d'oro a queste... Però qua lavoro, cominciamo a parlare anche di lavoro. Zecchinè, è un lavoro molto duro da parte di questi politici che però devono anche capire che delle risposte concrete le devono dare e soprattutto rivedere questi contratti di lavoro, perché anche questi vanno rivisti. Come dice il professor Gerosa, la piramide non può più funzionare così. Prego. Sì, allora, diciamo, faccio un passaggio anche sulla questione antenne del sindaco, anche per dargli un po' di... In realtà però poi purtroppo ci sono delle opere che sono considerate strategiche, cito per esempio l'agrivoltaico, in cui lo spazio per le amministrazioni per dir di no effettivamente è molto limitato, perché un sindaco che dicesse di no in maniera, diciamo così, preconcetta rispetto ad un agrivoltaico piuttosto che ad un'antenna, nel momento in cui poi è soccombente al TAR, potrebbe essere chiamato anche a responsabilità alla Corte dei Conti, per cui insomma, e quindi rispondere anche personalmente. Quindi diciamo un sindaco ha teoricamente la possibilità di dire di no, ma in realtà se dice di no se ne assume la responsabilità. C'è anche studio legale che segue i sindaci, cioè non è che sia proprio da solo, soletto, prima di muoversi. Come imprenditore sono abituato che i legali alla fine ti danno sempre ragione, perché la parcella sono gli unici che quella ce l'hanno regolarmente. Insomma, quindi, fanno anche un lavoro importante. Insomma, certamente devono darti i giusti consigli, però su queste opere che sono opere infrastrutturali, no, che attengono appunto alla velocità di connessione piuttosto che al sistema energetico, sono considerate opere strategiche e quindi anche la Regione gli dà delle linee preferenziali che effettivamente è molto difficile ridiscutere. Per quanto riguarda
riguarda invece la situazione economica, tu facevi un accenno insomma, al professor Gerosa, insomma, alle dinamiche salariali del nostro paese, oggi in Italia ci troviamo di fronte ad una cosa straordinaria che francamente non ha precedenti, e cioè oggi esistono dei poor worker, cioè delle persone che pur lavorando sono poveri. Questa qui è una novità assoluta che se ne avessimo parlato nel secolo scorso nessuno ci avrebbe creduto, perché se uno lavorava aveva anche un lavoro modesto, aveva sicuramente quel minimo che gli serviva per vivere. Oggi purtroppo ci troviamo di fronte a tanti lavoratori che hanno un salario ma non riescono e vanno in quella che si viene definita soglia di povertà. Quindi questa qua è una cosa assolutamente straordinaria, però deve interrogare non solo il mondo delle imprese, ma deve interrogare tutto il nostro sistema, società civile e politica, perché evidentemente ci sono dei problemi da parte del nostro sistema economico di generare valore. Questo perché? Perché purtroppo abbiamo nella manifattura tante lavorazioni a basso che vengono pagate poco, anche gli impieghi nel tanto celebrato turismo in realtà sono impieghi molto poveri. Nella piramide del turismo i salari alti sono pochi, quindi questo dovrebbe anche portarci a ridiscutere anche su quella che è la politica industriale del nostro paese e rimettere al centro il sistema manifatturiero, perché se abbiamo prodotti che sono complessi, che sono tecnologicamente evoluti, poi si può stare molto tranquilli che anche i salari sono elevati. L'imprenditore nella sua catena di valore, le risorse umane sono la parte più importante, quindi valorizzarle è centrale nel suo lavoro di imprenditore. Se non ci riesce vuol dire che evidentemente ci sono dei problemi a livello di quello che il nostro sistema produce. Allora andiamo a vedere questa preoccupazione, andiamo a Treviso, di questa parola che vi ho detto, adesso si chiama Mercosur, vediamo cosa e come. Sentite sigle, cos'è sta roba? Io ve la faccio vedere, cerchiamo di capire dietro a questa parola cosa c'è. Sono le mucche, ma guarda te, andiamo a vedere. Rischiamo in questo momento di importare appunto carni rosse ma anche carni bianche che arrivano da allevamenti che non rispecchiano gli standard che invece in Italia siamo obbligati, come è giusto che sia, a rispettare. E la stessa cosa vale anche per altri settori, come quello del riso, ma anche come quello dei cereali. Vengono utilizzate delle molecole, degli agrofarmaci, che in Italia non vengono più impiegate. È alta la preoccupazione del mondo agricolo, anche veneto, dopo l'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercosur, i paesi del blocco sudamericano che comprende Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, timori di concorrenza sleale alle nostre imprese come per la sicurezza alimentare di alcuni prodotti. Dalla carne ai cereali allo zucchero, Coldiretti chiede regole chiare per tutti. Noi non siamo contrari al libero mercato e al fatto che si possano importare delle merci da altri paesi, perché siamo consapevoli che noi ne produciamo una parte ma che non è sufficiente a garantire la completa produzione. Quello che chiediamo però è che le regole valgano per tutti, quelle che noi dobbiamo rispettare in Italia devono valere anche per gli altri paesi, anche perché solo il 3% dei prodotti agroalimentari che arriva in Europa viene controllato. E questo è un grave problema perché molti di questi prodotti appunto non rispettano i minimi standard anche dal punto di vista di sicurezza alimentare. Allora, Zecchinelli, come commentiamo? Poi sentiamo anche il sindaco, no, non si preoccupi sindaco, non le farò domande difficili perché ho già visto che suda freddo, mica facile risolvere questi problemi. Però ne parliamo con Zecchinelli che forse spiegherà anche il motivo perché hanno fatto questo, perché dietro a questo c'è un qualcosa che ci riguarda, soprattutto il vino. E lo diciamo, Zecchinelli, no, perché insomma non è che possiamo nascondere è le Mirella storie, che può dire quello che vuole. Le storie come sono, che qualcuno ne beneficerà, qualcuno ne pagherà le conseguenze, altri ne beneficeranno. Prego. Allora, in realtà ovviamente la dinamica è molto più complessa, impatta poi anche con la geopolitica, no? È naturale che in un momento in cui noi abbiamo il mercato nordamericano degli Stati Uniti che si sta pesantemente chiudendo per le politiche protezionistiche di Trump,
che hanno colpito tanti nostri prodotti, eccellenze agroalimentari, il vino, sulla pasta si sono fatte delle correzioni, ma comunque impatta sull'agroalimentare, che per noi è un elemento importante di export. Ovviamente a questo punto si pone il tema che bisogna identificare altri mercati. Naturalmente nei rapporti internazionali si sono cercate delle altre alternative. Mercosur fa parte di questo progetto, sostanzialmente un accordo di libero scambio dove tra mercati sarebbe questa la fine. Tra mercati differenti, esatto, con dazi bassissimi o azzerati. Questo naturalmente avvantaggia questi paesi Mercosur, Brasile, Paraguay, Uruguay e Argentina, che hanno grandi allevamenti di grandi latifondi, insomma, quindi sulla materia prima sono molto più forti di noi, e avvantaggia i paesi europei che invece sul prodotto agroalimentare lavorato, pensiamo al vino, pensiamo alla pasta, invece sono molto più forti e quindi hanno maggiore competitività. Chiaro che in questo quadro è favorita la parte industriale, certo, agricola rispetto all'agricoltore che si trova naturalmente si trova in concorrenza con sistemi agricoli che hanno molti meno controlli. Tra l'altro mi si dice, noi siamo come Confapi ci occupiamo di manifattura, ma naturalmente intercetto i colleghi imprenditori e naturalmente mi dicono che per esempio nella coltivazione in Sud America sono consentiti prodotti che da noi sono vietati da anni, e quindi questo chiaramente costituisce una concorrenza sleale. Quello che posso dire è che l'Italia in una prima fase non era favorevole a questo accordo, dopodiché so che il governo ha avuto una lunga interlocuzione e si sono stabilite delle garanzie. Naturalmente, come sempre, il capitalismo ha alcune complicazioni. Un sistema è più forte in un comparto industriale piuttosto che in un altro. Ovviamente i bilanci di queste cose, però, insomma, al di là di chi è certamente svantaggiato, il bilancio globale, il saldo globale si può avere soltanto dopo alcuni anni di esercizio di questi accordi. Certamente, e chiudo questo pensiero, certamente, insomma, la cosa è certa, i mercati si stanno chiudendo, gli Stati Uniti si stanno chiudendo pesantemente, le politiche di Trump sembrano andare anche bene dal punto di vista degli Stati Uniti, per cui probabilmente quel mercato si chiuderà ancora di più nei prossimi anni, così anche il mercato cinese che si sta chiudendo per protezionismo allo stesso modo. L'Europa, che è un paese, e l'Italia che è un paese fortemente esportatore, deve cercare dinamiche di scambio con altre realtà. Però io ho avuto un'artigiana del calzaturiero, la quale ha detto una cosa molto semplice: noi non ce la facciamo più, io sono una piccola, mi dicono che devo trovare altri mercati, ma il mio made in Italy a chi lo vendo? Al Bangladesh? Ma infatti. No, perché bisogna anche parlare, il mio made in Italy ha un costo, certo, è bello, è creativo, ma non lo posso svendere. Io lo devo vendere. E a quali mercati lo vendo? Certo. Cecchinel, cosa dice questa? Lei ha parlato molto chiaro, 1 più 1 fa 2, trova altri mercati, dove vado a parare? Sì, infatti su questo siamo assolutamente d'accordo, non è che noi 70 miliardi di export negli Stati Uniti li facciamo con la Nigeria, anche perché per i nostri prodotti, in particolare del Made in Italy afferenti al sistema moda, il costo è molto alto, perché fare una scarpa in Italia ha un certo costo, quindi può essere spesa solo... E si chiama veramente scarpa? E si chiama veramente scarpa. Si può anche dire che effettivamente la differenza si vede anche nell'utilizzo, perché sono prodotti più durevoli, oltre che essere prodotti più belli, che chiaramente però sono sconfitti dal sistema del fast fashion, dove praticamente sono cambiate anche le abitudini del consumo. I nostri ragazzi preferiscono prodotti molto meno costosi e che durano molto meno e cambiarli molto più spesso, quindi cambiano queste abitudini. Noi comunque eravamo un paese fortemente esportatore, è ovvio che se i mercati internazionali si chiudono, per i nostri prodotti sono prodotti costosi, c'è un problema. Naturalmente questo è un tema che chiama in campo la politica, la sua capacità di relazione. Io ovviamente dico
che ritengo totalmente ridicola, e questo sì lo dico con forza, l'idea che noi si possa rimpiazzare il nostro export negli Stati Uniti, che vale cifre iperboliche, un saldo commerciale attivo per 40 miliardi, 70 miliardi di export con l'India, col Bangladesh, oppure questo sarà possibile però in 20 anni, quindi una generazione di imprenditori e di un saper fare che perderemo per sempre. Sindaco, come la mettiamo? Ecco, anche dicono all'imprenditore devi veramente specializzarti, devi entrare in rete, ma o lavoro o entro in rete, cioè non è che sia così semplice. Ecco, quando lei incontra queste realtà, perché tutti ne hanno nel proprio territorio, voi vi interfacciate con queste realtà, cosa vi dicono? Questo Made in Italy che sta completamente sparendo, perché abbiamo visto nella pasta cosa succedeva, pasta italiana, e poi vedevamo da dove arrivava il grano, ed è stato un giornalista che ha scoperto questo, con tutti i controlli che dicono che abbiamo, è stato un giornalista che ha scoperto che forse di italiani era veramente poco su quella pasta. Prego, Sindaco. Allora sì, noi viviamo in un tessuto comunque, questo nostro del nord-est, che come conosce benissimo, facciamo parte di quel tessuto di media e piccola impresa. Anche se stavo discutendo prima fuori, se non facessimo parte e non fossimo legati a quei grossi gruppi come sia appunto Fincantieri, Eni, Enel, non potremo mai sederci al tavolo con il col G7, G8, quindi abbiamo bisogno anche di, dove si decidono le cose, veramente essere però considerati un punto di riferimento. E questo secondo me succede volenti o non volenti, chi è con o contro. Io credo che l'Europa sia un valore ad oggi, e bisogna però avere quell'identità, sapere che l'identità italiana è fondamentale all'interno di questo concetto europeo, considerato che abbiamo fondata, siamo stati tra gli stati che l'hanno fondata, quindi, però sembra che non riusciamo più ad essere competitivi, e questo per arrivare sul locale, essere un punto di riferimento. Siamo considerati la più grande democrazia europea, mondiale, diciamo, all'interno siamo tutti stati democratici, e in questo periodo storico la democrazia purtroppo sta cominciando a perdere capacità di dialogo con quelle altre forme di governo che ci sono vicine, autoritarismi, dittature, quindi però per me dobbiamo continuare a essere il punto di riferimento democratico, e questo purtroppo è un grosso problema. Questo sì, dopo a cascata, come i problemi che abbiamo visto prima, arrivano all'imprenditore locale che non riesce più a piazzare il suo prodotto sul mercato come prima, perché non viene più il valore del Made in Italy, che è un valore, che bisogna però monetizzarlo, perché questo è il problema principale. Siamo arrivati a un punto che siamo in un cortocircuito comunicativo sicuramente, perché purtroppo, per fortuna, si vende facendo pubblicità, però quello che c'è dietro effettivamente è un sistema fortemente in crisi. Ma Sindaco, non è che è saltato il sistema Paese-Italia, nel senso, cosa facciamo? Abbiamo svenduto il paese, là il grande, hanno svenduto il paese, noi avevamo delle realtà che tutti ci invidiavano. Non sono riuscite a rimanere a galla perché le multinazionali hanno fatto un boccone. Il problema è che hanno preso la polpa e hanno lasciato le carcasse. È là il grande problema. Non pagando addirittura le tasse in Italia, le hanno pagate l'altro giorno, nel silenzio totale della politica che vedeva questa moria. Questo è il grande problema che ha avuto la politica, di non essere all'altezza della situazione, di vedere oltre quello che proponeva la multinazionale, che era la desertificazione del paese Italia, del Made in Italy. Abbiamo, chi è? Luciano da Desenzano del Garda. Vai Luciano. Mirella, ciao. Ciao. Buongiorno agli ospiti, buongiorno. Ascoltate, non so se avete visto, io gli ultimi 2 o 3 mesi l'ho visto 3 o 4 volte. La giornalista lavora per la RAI e penso per Report, Valentina, che non mi ricordo il cognome. Qua in provincia di Mantova, Mirella, c'è un'azienda che lavora la carne. Arriva la carne dall'Uruguay, dall'Argentina, scaduta da 3 anni. E lì la puliscono, tirano via e poi la rimettono in circolazione. 2, c'è una mucca morta lì nel piazzale, il signore gli dice alla giornalista: è morta per cancro alla gamba, adesso la macelliamo,
Poi arriva il grano turco, il frumento dal Canada, con i veleni che noi non possiamo in Europa mettere. Arriva il riso dal sud asiatico, anche lì veleni e noi non possiamo. Questa Europa, l'ultima, vigliacata, scusate la parola, no? Che partiti italiani sono con Ursula borderline, l'hanno fatto con le macchine, bloccando le macchine a benzina e gasolio, così hanno favorito i cinesi. E l'ultima, sulla pasta, i cinesi hanno il 140% di dazi sulla nostra pasta. Vi saluto, buongiorno, grazie. Hai fatto bene a ricordare anche la carne. Ricordiamo che l'azienda è in Italia, non è in Europa, è qua da noi. I controlli dovevano essere fatti qui da noi, ma i controlli in Italia non so, ognuno si alza al mattino e decide di fare quello che vuole. La salute pubblica cos'è? Un optional ormai. Zecchinelli, cosa diciamo? In quel caso, insomma, denunciato da Report, naturalmente sempre, salvo poi tutti gli accertamenti, le verifiche e quant'altro. Chiaramente è un caso effettivamente che lascia parecchio impressionati, perché non ci riferiamo ad un piccolo imprenditore, ad un'azienda familiare, ma ci riferiamo a una SPA da centinaia di milioni di euro di fatturato, un leader nella distribuzione di carne alla GDO, che sembra avere queste procedure standardizzate sostanzialmente, questa rigenerazione della carne scaduta, quindi questo chiaramente lascia una serie di interrogativi in ordine ai controlli e quant'altro. Certamente, io ripeto, secondo me il tema è un po' sempre lo stesso, Mirella, cioè le multinazionali, queste grandi società, e quindi anche la GDO e le sue dinamiche, perché nella catena di guadagno della grande distribuzione, diciamo che alle parti più periferiche, al contadino iniziale, a chi poi coltiva veramente il campo, di questo valore rimane molto poco. E il risultato effettivamente porta a queste cose qua, cioè una catena a ribasso su quello che si dà poi, che si mette poi sul bancone, e poi alla fine però il consumatore non è che ne tragga grande vantaggio, perché comunque ciò che ha avuto maggiore incremento in questi anni di pesante inflazione è stato proprio il carrello della spesa. Quindi quel sistema di distribuzione, di grande distribuzione, ha incrementato i prezzi del 30%. Io voglio dire, non giudico questo, perché le grandi superfici hanno alti costi di illuminazione, i costi di riscaldamento, insomma i costi energetici sono cresciuti molto e quant'altro. Però certamente, insomma, devo dire che questa carne, che sembra distribuita a grandi player della grande distribuzione, non costava sicuramente tantissimo, insomma. No? Quindi diciamo che insomma ci sono andava a finire anche nei ristoranti dei VIP, dopo una bistecca la pagavo 80 euro. Tanto per capire che manca anche a quei euro sta roba, no? Secondo me non era ma molto vede, buona. quello che traspare, sindaco Somadossi, è che non si può continuare a non controllare questo paese. Già siamo il paese con un gran numero di furbi, cioè lo sappiamo benissimo come funziona il paese. Se non riusciamo a capire quanto è fondamentale il controllo anche per le nostre creature, perché abbiamo i PFAS, abbiamo la carne avariata, il pesce con la plastica, cioè io veramente mi domando dove vorremmo arrivare, e soprattutto la fatica che fate voi per salvaguardare il territorio, perché siete mangiati anche voi, non c'è niente da fare. Fanno un boccone, perché sono forti, sono potenti. La parola del sindaco, bisogna vedere fin dove può arrivare il sindaco, perché se non fa quello che dico io, faccio un bel ricorso, mi metto paura, sto alle costole, lo premo, lo strizzo bene finché la risposta me la dà. E i sindaci giovani devono anche stare attenti, perché non è che abbiano tutta questa grande esperienza, e soprattutto io penso che dovremmo cambiare anche questo potere che hanno i dirigenti. Cioè il dirigente non firma, lei non va da nessuna parte, lei può dettare la linea politica, ma la firma la deve mettere il dirigente, e se il dirigente non mette la firma,
lei la linea politica non riesce a farla passare. Non capisce che hanno fatto talmente un casino, si può dire casino, lo dico, dai, stamattina lo dico perché è proprio vero, che anche voi fate fatica poi a dare risposta a questo cittadino che vi dice: ma sindaco, cosa sia sta roba qua? E lei ha spiegato molto bene com'è, ma alla fine è lei che deve mettere la firma. E questo cittadino dice: ma il mio sindaco, dopo dice, non è che va a vedere la multinazionale, dice: ma il mio sindaco cosa ha fatto? Perché è l'unica persona che si confronta, non è che la facciano confrontare o facciano veramente un incontro con questi grandi della terra, queste multinazionali che veramente pensano di avere il mondo in mano, che ce l'hanno fra poco, ce l'avranno se continuiamo così. Prego sindaco. Infatti, come diceva Mirella, siamo la figura secondo me che il cittadino ha più vicino che riguarda lo Stato, che rappresenta lo Stato. Siamo lo Stato sul territorio. E dopo veniamo accusati di essere burocrati, di nasconderci dietro a tutte appunto le documentazioni. E quando si ha un ottimo rapporto anche, diciamo, di fiducia tra tecnici e parte politica, là secondo me è il punto dove la politica funziona meglio. E dialogare non è sempre semplice, però ci troviamo a volte, dobbiamo fare i controlli, li facciamo. Porto anche l'esempio, tanto abbiamo già visto, c'è stato un caso di aviaria. Nel nostro comune c'è stato uno in tutta la provincia di Treviso, è stato autodenunciato perché un cittadino ha visto morire in maniera strana una propria gallina, ed era veramente un allevamento di 13 capi, ok? Ed è venuto fuori una questione mediatica anche a livello regionale, che l'anno scorso c'erano 7 casi, di cui 4 su allevamenti industriali. Quindi ci sono questi tipi di controlli e non bisogna neanche aver paura di farli. Io sono anche contento che c'è stato, io poi l'ho detto a tutti quanti, ben venga che ci sia stato questa autodenuncia di questo cittadino che poteva far finta di niente e invece ha alzato la mano, e abbiamo dovuto dire a tutti quanti: continuate a mangiare carne perché non è un problema, siamo in fase di monitoraggio, ok? E infatti si è cessato 5 giorni fa la zona perimetrale che era stata messa in piedi da Lustro, non ha dimostrato altre positività di casi, e questo è un caso in cui un'autodenuncia, tra virgolette, ha creato veramente tanto parlare, e bisogna continuare a farli. Non è semplice perché a volte si dice, sembrano che i controlli sono sempre visti come un disturbo alla questione che succedono, però molto spesso in Italia anche questo sovracontrollare ha delle parti positive, a volte è visto però dall'imprenditoria, e li capisco, come un blocco, perché si diceva prima, stavamo discutendo prima, ho un'industria che vuole investire, italiana, che vuole investire, ma ci impiega 2-3 anni per sistemare e cercare di attivare un'attività che dà 100 posti di lavoro, e dicono... Ma bisogna che vada a Cortina, forse, sindaco, a Cortina si risolve tutto in poco tempo. Dopo uno mi dicono: beh, ho un'altra proprietà in Polonia che mi danno soldi perché investo nel paese dove vado, la proprietà dice: beh, allora mi sposto, vado da un'altra parte. E quindi i controlli sicuramente aiutano se sono in questo termine qua, in termini di sicurezza. Abbiamo visto quello che è successo anche in Svizzera, adesso non entro nel merito, però i controlli effettivamente servono anche a salvare vite. Bisogna avere la politica, essere brava a non creare quel cortocircuito di controlli che però immobilizza il tutto. Bisogna controllare alla salute prima di tutto, lo dico sempre, e la sicurezza viene prima, e però non bisogna però anche, qua do una mano anche al collega qui, collega di trasmissione intendo, bisogna anche però non creare una sovrastruttura che i controlli, perché ad oggi la pubblica amministrazione, da quello, ripeto, sempre mia esperienza, serve solo per tutelarsi. Vede, sindaco, sarebbe molto semplice, bisogna fare prevenzione e si usa una sola parola: chi sbaglia paga. Punto. Chi sbaglia paga. No che passa il cerino, si prende questi fori di avvocati, un processo va avanti 20 anni, si passano di mano. Chi sbaglia paga, chiuso. Come facciamo noi se sbagliamo? Il cittadino se sbaglia paga. E la politica deve mettersi in testa che deve pagare anche il politico se sbaglia. No che se ne va e noi dobbiamo pagare tutti i danni che ha fatto lui. E quanti danni in Italia ci sono di politici che non sappiamo neanche più che fine hanno fatto?
magari anche premiati dopo dalla stessa politica e ha trovato un altro posto. Sindaco, chi sbaglia paga, appunto. Vorrei vedere se fossero stati i soldi loro, se avrebbero fatto quello che hanno fatto. Vorrei vedere. Tanto sono soldi pubblici, sono mica miei, e se sbaglio qual è il problema? Ecco, sono come io le chiamo le baby gang. Tanto cosa mi possono fare? Ma cosa mi possono fare? Ho anche l'immunità. Come chiudiamo? Sì, che l'imprenditore privato paga. Se l'imprenditore privato è responsabile di quello che fa, e c'è tutto un sistema, all'imprenditore privato fa pagare la politica, i magistrati, quindi la burocrazia. Sì, ma non deve pagare il pubblico, se sbaglia, paga. Gli extra profitti o tutto quello. Perché qua gli imprenditori che se Dio sapparsi i soldi, non tutti sono così. Allora, gli extra profitti li fanno i monopolisti, cioè chi ha il monopolio di un settore che spesso è un'azienda pubblica o partecipata pubblica, i cui proventi poi tornano al tesoro. Quindi gli extra profitti li fanno quello lì, in parte nell'ultima finanziaria. Gli extra costi sono un altro tema e ovviamente lì bisogna capire anche come il pubblico costruisce però l'appalto, no? Nel senso, se il pubblico deve dire ufficialmente cosa volete, sta roba costa 10 milioni, dopo in realtà ne costa 100 e costruisce tutto un sistema. No, ma scusa Zecchinelli, perché è bella sta roba? Allora il pubblico gioca a ribasso, poveretto, il sindaco deve giocare a ribasso. E il privato gioca l'extra costo. Perché voi vi rendete conto cosa ci stanno dicendo? Che il privato è l'extra costo. E il sindaco, che è pubblico, deve giocare a ribasso, sì, che paga 2 volte. No, ma il punto però, dov'è il nodo cruciale? Dov'è il nodo cruciale? Il nodo cruciale è che nell'appalto, che è fatto al massimo ribasso, è previsto che se non si riesce a rispettare quel costo lì, la roba resta lì. Quindi il privato può dire io ho fatto finché c'era il grano, dopodiché grazie, arrivederci. E nasce tutto il tema degli extra costi. Che bene che l'ha spiegato, finché c'era il grano. Finché c'è il grano, dopodiché grazie, grande Zecchinelli, veramente grande, perché l'ha detto proprio, finché c'è il grano c'è anche l'imprenditore. Guarda Mirella, ti dico la verità, purtroppo è il tema, questo è il tema del PNRR, tutto, perché quando è stato concepito il PNRR non c'era la guerra in Ucraina, non c'era la crisi energetica, non c'era la crisi di materie prime. Dopodiché sono stati stanziati i fondi, è successo tutto quello che è successo e ovviamente una cosa invece che costare 1 costava 5 e si è posto il tema di dove poteva fare il privato. Naturalmente in tutto questo si è inserita tutta la dinamica politica che potremmo stare qui avanti. Diciamo che il privato molto forte riesce a farsi riconoscere l'extracosto, quello invece molto debole l'extracosto se lo piglia. Come diceva Totò, e chi paga? Io pago, che siamo noi cittadini, noi italiani, chi paga? Io pago, grazie ai miei ospiti, pubblicità. Betlemme, brucia il mondo intero, quasi un presepe e quasi un cimitero. Giornai che scrive in grande Cristo è morto de freddo, giornai busieri, tanto no che credo. Giura che non te si straniero, che qua rassa se rassa, non mi siamo il bianco e il nero, qua è uniche robe buone da mischiare, se col campari appignata del magnare, nati per sbaglio de che il confine, nati con colpa de sanati tra rovine, chissà se mai che sarà una fine. La storia non insegna
se muove solo se vendemo bombe. Nati per sbaglio che il confine, nati qua colpa del sanati tra rovine, chissà se mai che sarà una fine. Case sopra teste scioppaste, sotto il piede, sotto il fango dorme pute. Sopra case sopra teste scioppaste, sotto il piede, sotto il fango dorme pute. Ed è con noi Ricky Bizzarro, cantautore. Grazie Ricky di essere qui. Si è fermato anche il sindaco di Fonte, Mattia Somadossi, perché volevo farli incontrare, farli conoscere, sentire anche il sindaco cosa ne pensa di questo video, un video con delle immagini molto forti. Allora Ricky Bizzarro, perché questa canzone, cosa è successo? All'improvviso, ecco, un click è partito e hai detto anche tu devo dire qualcosa tramite la musica e le parole. Tramite quello che so fare, tramite il mio mestiere. Io sono un autore di canzoni e quello che posso fare è scrivere una canzone, che è cosa piccola, è cosa... Però mi sono accorto in questi giorni, perché è uscito alla mezzanotte del 6 gennaio questo video, sta avendo veramente un sacco di visualizzazioni, inaspettate anche, perché veramente sono tanti feedback, tante persone ci chiamano, ci scrivono grazie di aver detto queste cose, grazie. È come se, quello che abbiamo capito, è come se le persone aspettassero qualcuno o qualcosa che dica quello che loro pensano, no? Perché noi alla televisione adesso vediamo solamente delle cose orribili e vediamo delle persone che cercano di difendere queste cose orribili, cioè arrampicandosi sugli specchi, li vedi ai talk show, no? Che cercano di giustificare azioni che non sono giustificabili, dai, ok. E c'è una gran parte, la maggior parte delle persone, perché stiamo parlando, perché tutti credono che quello che noi vediamo in televisione sia la maggioranza, è assolutamente una minoranza, è una minoranza prepotente, che fa del bullismo. I bulli, hai presente? Ecco, sono dei bulli, ma sono pochi. La maggior parte delle persone, che oltretutto se tu guardi chi va a votare, la maggior parte delle persone non va a votare, c'è una maggioranza silenziosa, no? Ecco, quella maggioranza aspetta qualcuno che dica quello che andrebbe detto. E ci siamo accorti nel nostro piccolo con questa canzone, perché stiamo parlando di una piccola canzone, non è niente di che, è una canzone, non fa male, non fa bene, però abbiamo visto proprio veramente un feedback, un ritorno di messaggi, di click, di persone. Ti posso dire che mi ha chiamato anche la politica, ok? Di quelli, come dire, la politica pesante. Quella di destra o di sinistra? No, dico no, non posso dire. Mi ha chiamato la politica dicendomi bella, bravo, ben, troviamoci, parliamone, no? E
E questa cosa qua veramente mi ha fatto pensare, questa cosa qua. Dico, allora, sentiamo cosa dice il sindaco di Fonte, visto che è di centrodestra, l'ha detto lui prima, civica di centrodestra, questa politica che chiede a Ricky Bizzarro di capire perché questa canzone, messaggi forti, come si parlava prima, sindaco, immagini fortissime, però che fanno capire il problema reale del mondo, perché qui parliamo del mondo, di questi grandi della terra che forse sono andati via di testa e non riescono più a trovare la via della ragione. Prego. Sì, allora, intanto grazie davvero per questo dono che quando un artista scrive, dico sempre, ci fa un dono alla collettività. E a me ha personalmente emozionato, non conoscevo prima Ricky Bizzarro, e, immagini molto forti, vedere quel presepe che brucia, che tra l'altro ho anche dei colleghi sindaci, amministratori che stanno facendo un viaggio in Terra Santa in questo periodo, e ci sono stato anche io nel 2013 e mi è venuto in mente subito un po' quello che mi pare fosse stata una lezione magistralis che aveva fatto Papa Ratzinger al Senato, dove diceva che noi occidentali europei non riusciamo più ad appassionarci dei nostri valori, non siamo più affascinati dai nostri valori, e questo video secondo me ci fa capire quanto questo apatia che c'è nei questi, diciamo, vediamo questo presepe bruciare e non sappiamo come gestirla, perché questo è il problema principale che dico, non cerchiamo in affanno di sistemare le cose ma non ce la facciamo, e secondo me abbiamo proprio bisogno di riappassionarci di quello che è il nostro valore cristiano, anche perché qua si parla di cristianità, e dobbiamo appassionarci davvero tanto per quello che siamo, per non perdere l'identità. Dopo l'utilizzo del dialetto veneto secondo me è eccezionale, perché riesce a far capire l'universalità di questo problema a tutti i cittadini nostri veneti, quindi davvero devo solo dire grazie per questo tipo di questo video che veramente mi ha aperto il cuore e anche gli occhi, e noi amministratori dovremmo sempre cercare di avere fisso le nostre origini e che lottare per quello, ecco. Qua mi fa molto piacere di avere Mattia Somadossi, perché è un sindaco giovane. Pensi sindaco, e lo dico anche a Ricky Bizzarro, che io saranno 2 o 3 anni che dico che darei il voto ai giovani. Darei il voto ai 17enni, come diamo il patentino, li mettiamo su una strada e li responsabilizziamo, io li farei anche votare, perché forse cambierebbero il mondo e forse arriverebbero a fare quello che fa lei, magari i sindaci giovani, perché bisogna avere anche una certa politica a seguirla. E io sono dell'idea che i nostri giovani sono così, sono preparati, ma perché è preparato forse il 50enne o il 70enne che va a votare? No, perché vorrei, quando mi dicono non sono preparati. Ricky, cosa ne pensi? Poi sentiamo anche il sindaco. Io penso, quando tu prima hai detto il sindaco è di centrodestra, io vorrei saltare queste definizioni, cioè io credo che siamo già entrati in un periodo storico in cui destra, cioè centrodestra, centrosinistra, cioè si tratta di avere buon senso o no. Cioè, nel senso che il sindaco che ha appena parlato, che nemmeno io conoscevo, lui è giovane e tu hai detto una cosa sui giovani, no? Lui che sta ricoprendo un incarico pubblico importante, perché è il sindaco di una comunità e quindi lui rappresenta la sua comunità. Io credo che lui, essendo giovane, abbia ancora la prospettiva di lavorare per la comunità. Sono d'accordo. Lui può sbagliare, può far giusto, può dire le cose esatte o sbagliare, ma lo fa con il senso più puro del suo mestiere, cioè quello di lavorare per una comunità. Io non voglio dire eccezioni, naturalmente sono eccezioni, più vai avanti con l'età, più pensi a te stesso, più pensi che se anche ricopri una carica, tu pensi a te stesso e pensi a sempre una più piccola parte di persone da proteggere, che sono quelli che bene o male ti danno ragione, sono la tua parte. Quindi già là inizi a dividere la tua comunità e non è più la tua comunità. Parte di quella comunità è con me, lavoro per loro, gli altri, hai capito? Succede questo crescendo, io vedo, dopodiché magari sto dicendo delle cose un po' buttate là, però secondo me il tuo dare il voto ai giovani, i giovani sono più, come dire, hanno
sono più visionari, no? Cioè hanno ancora una visione della vita che ha una prospettiva molto lunga, essendo giovani, no? Hanno molto tempo davanti. E non si preoccupano solo del loro paese, della loro comunità, no, ma vanno ad aiutare anche. Certo. Sono loro che scendono nelle piazze, uno può riflettere a casa bene o male, ma sono loro però. Scusami, se noi guardiamo la storia, dell'umanità, chi ha cambiato la storia dell'umanità era giovane. Cioè, dopo quei giovani sono diventati vecchi, ma quando hanno cambiato, quando hanno fatto le cose che hanno portato a dei cambiamenti grandi, enormi, erano giovani. Perché quando sei giovane hai quel tipo di visione. Sindaco, come commenta le parole che ha sentito? Beh, allora, responsabilità, io penso che i giovani non abbiano paura a prendersi responsabilità, basta solo metterli nelle condizioni di poter operare e fare. Adesso dico sempre sì, sono giovane, ma ricordo che adesso posso dirlo finalmente, ho un presidente della Regione che è più giovane di me, quindi ed è bello perché si può dialogare, vedo anche col mio sindaco vicino di casa che è Fabio Marin, si riesce a dialogare tanto, si riesce a osservare. Si dice in diretto, bisogna sapere rubare con l'occhio anche da chi sa amministrare da più tempo. E, secondo me abbiamo bisogno tra sindaci, adesso faccio un appello ai veri sindaci, di riuscire a fare squadra, perché abbiamo tutti da imparare, io sto imparando tantissimo ed è giusto fare squadra appunto per aiutarci tra chi ha più esperienza amministrativa, perché non ce n'ha, perché bisogna ricordare che lavoriamo sempre per quelli che sono i nostri cittadini, che non dico neanche che sono quelli che ci hanno dato il voto, ma perché fare il sindaco dopo ti trovi a dare una mano a tutti, chi ti ha votato, chi non ti ha votato, bisogna sempre, se hai proprio il sindaco di tutti, è una frase che è manifrazionata ma è vera, nel senso che non ti trovi a avere problemi che magari neanche pensavi di avere davanti, però guardando chi ha più esperienza, perché non dico mai l'anziano, ma chi ha più esperienza serve molto a noi giovani per riuscire a fare comunità, perché la vera comunità la fai, i giovani sì, sono fondamentali, abbiamo bisogno però di chi ci guida e i giovani devono anche sapere farsi aiutare anche, perché dopo anche questo, però avendo la barra dritta. Ecco. Ma forse i giovani vogliono farsi aiutare, qua chiederei a Ricky Bizzarro di fare una riflessione su quello che dico, anche il sindaco dopo, perché dobbiamo intrigarli però. Per fare questo dobbiamo intrigarli. Fino adesso noi siamo sempre nella cattedra e loro che ascoltano. Forse sarebbe ora che anche loro salissero nella cattedra e qualcuno che ascoltasse, perché loro hanno tante cose da dire, hanno tante cose da chiedere. Il problema è che non parlano più, perché tanto non mi ascoltano, tanto quello che io desidero per il mio paese li troviamo dove? Nell'ambiente, ad esempio. Io non vedo diversamente i giovani che scioperano per l'ambiente o scendono nelle piazze dell'ambiente, vedo i giovani che scioperano e scendono anche per i meno giovani, per la qualità della vita. Li trovo negli animali, perché loro sanno che si possono fidare. Come mai i giovani li abbiamo là e non li abbiamo in altre situazioni del mondo del volontariato? Perché non li intrighiamo? Facciamo le lezioncine in classe e dopo, Ricky? È un tema bellissimo e profondo questo da sviluppare. Io credo, cioè la mia prima idea su quello che hai detto è un'idea, è un po' caratteriale mia, no? È un'idea di scontro. Cioè io dico, potrei dire, uso il condizionale, potrei dire la classe politica di adesso, ma anche quella di 20 anni fa, di 15 anni fa, nel mondo e in Italia, sta interessando i giovani, cioè sta mobilitando i giovani, sta insegnando ai giovani quello che non devono fare. È una lezione al contrario, cioè io credo che ci sono già, ma ci saranno sempre più movimenti rivoluzionari nel senso partendo dal basso, sto parlando di giovani che nel mondo, guarda in Iran cosa sta succedendo, ma funziona, in America le piazze sono piene, cioè non ce lo dicono benissimo, ma se tu guardi in America ieri ci sono state 1000 manifestazioni, quindi i giovani si muovono. E sono i giovani colti, sono i giovani che vanno a scuola, che sono all'università. Sono quelli che muoiono per i loro ideali. Sono quelli che muoiono per i loro ideali e che si mettono in gioco. Lo fanno magari nel modo più, nel modo più giovane possibile, quindi anche, sbagliato dal punto di vista di quelli che hanno un po' più anni, no? Vabbè, che altri modi
In realtà i giovani sono giovani e fanno i giovani, ma li hanno sempre fatti e dobbiamo accettare le conseguenze, così come i vecchi fanno i vecchi, i giovani fanno i giovani. E ci saranno sempre più, e quindi credo che questa classe politica, questa classe dirigenziale, non solo politica, dirigenziale, sto parlando anche dei grandi poteri economici, che, stanno esattamente insegnando ai giovani quello che è sbagliato, quello che non devono fare. E quindi io credo che ci saranno nei prossimi tempi, ma già hanno già iniziato. Si vede? Ci saranno già ci saranno dei movimenti che partono dal basso, che cercheranno in qualche maniera di cambiare. Dopo sta ai grandi ai partiti politici, alle grandi istituzioni, ma già questo lo hanno capito i grandi componenti industriali. Lo hanno già capito, perché assumono i giovani. Cioè, se tu vedi nei posti la Tesla, cioè sto parlando della Tesla, Amazon, Apple, cioè assumono ragazzi giovanissimi insomma, e dotati, perché hanno capito che veramente il potenziale che hanno funziona lì, la cosa funziona lì. Poi il problema è sempre quello del nepotismo, e quello di dire un giovane può diventare, come è successo per il nostro presidente della regione, no? Un giovane può aspirare a diventare leader, capo. Questo negli anni abbiamo visto che è stato sempre molto difficile, perché la classe dirigente vecchia era molto restia ad abbandonare la poltrona per lasciare a un giovane il proprio posto, perché tutti difendevano la propria posizione. Adesso le cose probabilmente stanno cambiando un po' e vedi che anche i giovani, e sto parlando di giovani che entrano in politica, anche il sindaco che l'ho sentito parlare adesso, cioè lui centrodestra, centrosinistra, se tu non mi dici di che appartenenza politica, ho detto, ma è una brava persona, cioè capisci? Certo. In realtà se tu dici già all'inizio del centrodestra, allora uno magari ha l'idea, ma io sono più di centrosinistra e già lo guardo con sospetto. Ed è qua che si taglia. Ed è qua la differenza di chi che fa la politica, perché i sindaci vengono eletti dai loro cittadini non perché appartengono a un partito, sì, lo so. ma guardano la persona, quella che poi non facciamo delle più cose quando... che io condivido dalla prima all'ultima parola. Non lo conoscevo prima, non sapevo nulla. Infatti ho detto di fermarsi, mi faceva piacere che ti conoscesse. Allora sindaco, quando ha sentito che c'era qualcosa che la politica lo intrigava, perché c'è pure un percorso che ha fatto il sindaco Mattia Samadossi, quando? Diciamo, io fin da ragazzo... Cosa ti ha spinto a entrare in questa valle di lacrime? Questa era la domanda. Allora, io vengo dal mondo dell'associazionismo, okay? Vengo dal mondo dell'azione cattolica, che mi ha sempre portato a fare qualcosa, a prendermi cura di un gruppo di ragazzi, a prendermi cura di giovani. E ho fatto educatore da quando avevo 16 anni fino ai 32 anni, quindi ho lavorato sempre a contatto con i nostri ragazzi, che sposo tutte le parole che sono state dette finora. E dopo di per sé non dovevo neanche fare il sindaco, ma è successo. E qua faccio sempre cara le parole che vengono sempre dette su certi ruoli istituzionali, che certi ruoli non vanno né sollecitati né rifiutati. Cioè, adesso non voglio parlare per frasi fatte, ma è veramente quello che penso, nel senso che ci si trova in quei momenti della vita che passano dei treni, no? E bisogna dire: è arrivato il tuo momento o non è arrivato il tuo momento. La comunità chiama, la comunità non chiama. E se c'è una spinta da sotto che ti dice e senti, sì, c'è un'esperienza da fare, e dopo le scelte le faccio sempre, dico sempre, anche in coppia con mia moglie, che bravo che sono scelte che vanno fatte in coppia, queste, perché fare il sindaco è totalizzante, è vero, quindi non si vede, ma molto spesso c'è chi sia in prima linea, ma quelli che sono dietro sono quelli che veramente masticano amaro spesso, perché sei sempre al centro dell'attenzione, sei sempre messo di qua e di là, però lo si fa con spirito. Questo è stato il mio percorso che mi ha portato fino adesso, e dopo mi sono trovato anche in mezzo ad amministrare con sindaci giovani, con amministratori giovani, con persone che hanno sempre avuto però voglia di prendersi cura anche degli altri amministratori vicini, ecco. Quindi sicuramente fare squadra lo ribadisco e farò sempre appello su questo. È finita l'era dei campanili, purtroppo, nel senso, soprattutto a livello amministrativo, perché il mondo è molto più grande. Dobbiamo sempre, e la canzone di oggi secondo me è l'emblema,
perché con l'identità veneta, che è quella del dialetto, si è riuscito ad avere un linguaggio universale. Quindi questo è un di più che riusciamo ad avere. Quindi davvero, Ricky Bizzarro, che non ti conoscevo, ci siamo già detto, scusami, ma no, come no, ci mancherebbe. Mi ha veramente colpito la canzone, a pensare anche che i sindaci oggi sono in quella parte del mondo per cercare di capire quello che sta succedendo. Allora guardiamo anche, sentiamo questa bellissima canzone, Fuoco e mitragliatrici, perché anche voi state prendendo fuoco, se continua così vi spara addosso. I sindaci sono il bersaglio della politica, hanno delegato tutto ai sindaci, così abbiamo risolto il problema. Andiamo a sentire la canzone Fuoco e mitragliatrici. Non ne parliamo di questa guerra che sarà lunga un'eternità per conquistare un palmo di terra. Quanti fratelli sono morti di già. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara. Per conquistare la trincea, Savoia si va. Finirà dunque sta flagellazione, di questa guerra non se ne parli più. O Monte San Michele, bagnato di sangue, tentato più volte ma invano, Gorizia a pigliare. Monte Nero a Monte Cappuccio, fino all'altura di Doberdo, un reggimento più volte distrutto, al fine indietro nessuno tornò. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistare la trincea, Savoia si va.
Penso che non servano più tante parole, siamo in chiusura. Ricky Bizzarro come ci saluta? Velocissimo, un minuto. Beh, vi saluto dicendo che ti voglio bene, da sempre, alla Mirella, perché bisogna tenere da conto a persone del genere, io dico sempre, no? Ecco, tenere da conto, perché le cose, io dico sempre che se tu non tieni, mi insegnava mio papà e i miei nonni, se ti noti che tieni da conto le robe che te vuol bene, no? Prima o dopo te perdi e si rompe. Bisogna che te tieni da conto, pa averle sempre, no? Pa volerle bene. Sindaco, un saluto. Grazie davvero ai telespettatori che ci hanno seguito oggi, grazie Mirella per avermi avuto ospite qui a casa sua e davvero è stato, anche quest'ultima parte è stata per me molto bella e profonda, perché si capisce che amministrare vuol dire entrare proprio in contatto con i sentimenti delle persone e vivere queste esperienze aiutano sicuramente a avere sempre una marcia in più per il bene e far sempre meglio, insomma, ecco, quindi grazie di cuore. Grazie a Mattia Somadossi, sindaco di Fonte, grazie a Ricky Bizzarro, musicista, cantautore, grazie a voi. Vi ripeto e vi dico che l'ho detto sabato, che sabato ancora partiremo con lezioni di sicurezza per cercare di aiutare questi diversamente giovani a non essere truffati anche sul cellulare, perché non lo sanno adoperare, perciò preparatevi, perché al sabato nella terza parte faremo lezioni di sicurezza con voi e vi insegneremo almeno il più possibile a non essere truffati anche col vostro cellulare. Grazie, andiamo a vedere l'assegno di Mirella, che è il vostro assegno. Siamo in un comune vicino a Castelfranco Veneto. Guardate cosa vi faccio vedere questa mattina. Ciao Margherita. Ciao cara. Vieni qua. Cosa che sei Margherita? Di tutto qua. Di tutto. Quanti anni hai gatto Margherita? 71. E te mi gaccia mai perché ti sei abbandonata a tutti. Ti sei abbandonata a tutti. Ma ti conosci i servizi sociali, il comune sa che te esiste? Sì, sì. Bon, andiamo a vedere, andiamo avanti. Te gana pensione? Da 500. Cotofiol, te sì. Anche problemi? Problemi proprio. Giuseppe, mi aiutarmi a scaricare roba per piacere? No, qui non devi puoi andare dentro? Sì, sì. Giuseppe, mi aiutarmi a scaricare roba per piacere che sei pesante? Ma no, ti sei morto se te mi rispondi? Come faccio a essere morto se mi rispondi? Ciao Giuseppe. Perché i morti non rispondono? No, i morti non rispondono. Ciao Giuseppe. Ciao. Guarda che condizione che è così vera. Ciao Giuseppe. La mia notte anche del giorno parlo sempre con morte con Dio. Ecco, bravo. Allora, versi a portare che sei mangiato e scarichi. Non ho parole. Non posso neanche descrivere cosa che siamo io veda, non posso descriverlo. Per così, ciapa Margherita, quando te vai in letto ti sta bene calda, guarda che bello. Guarda, ciapa, guarda. Non sta a piangere Margherita, siamo qua e perché ti piangi? Non più, ormai non la fa più, sono 20 anni che ho in questa maniera qua. Ma come può succedere una roba? Ma mi domando, ma come può succedere una roba del genere, Margherita? Se tu ti che non ti vuoi spostarti, se tu ti che non ti ascolti. Sono che io mangiare tutto anche, perché mio marito è sempre imbriaco. Mario. E ha venduto un tocco di terra e adesso il giudice fa passare questa persona qua davanti alla porta di casa. Che va. Ormai è mia. Ma vieni i servizi sociali a trovarti, a vedere come che te sta? Sono da là, sono da direzione senza acqua calda, che non ce l'avevo. Perché? C'è una bacinera, dove vedo che non ho l'acqua calda. Ma perché non ti paghi i boetti o no, cosa? Perché non ho il scaldabagno preparato. Che funziona? E ora? E dopo non mi ricordo più. E cosa ti hai detto? Niente, sono l'anno prima dell'inverno, sono andato. Dell'anno scorso? Sì. Perché sei un altro inverno adesso? Ecco, e senza riscaldamento. Ma si venuti fuori, si venuti veda? Chissà, sì, come solito. Ma si venuti veda sta storia, sta casa? È venuto uno del comune, è venuto e basta. Quando? Ancora... Basta? Basta, più ho fatto vedere.
Ma nemmeno so cosa dire. Portava un po' di pane duro da quando voglio neanche parlare, vai. Non voglio neanche parlare. C'è un degrado. Fra poco, qua l'inverno, non ti neanche da scaldarti. Ti vai in letto col giubbotto, non ti neanche da scaldarti. Ho visto te la legna là però. Se ne sta uno perché c'è una persona che mi vuole bene, una famiglia insomma. Che te la portare legna? A me ha portato un po' di legna perché ma il cammino va, l'aria è tanto da preparare. No, ma dopo dice che mi ma come si fa a trovare questa situazione qua? Guardate che lei mi ha chiamato disperata piangendo. Io non ho voluto chiamare il sindaco perché prima voglio vedere la situazione e dopo lo chiamo naturalmente, non solo lui. Siamo il mondo stamattina. Uno sporco, un degrado terribile, neanche da entrare. Chi c'è sta foto qua che tega qua? Dillo scusi. Ma guardate cosa trovo, guardate cosa trovo. Quanti anni ha il tuo figlio? 48. Con problemi? Sì, problemi, nessuno ti aiuta. Mamma mia. Qua forse, come faccio a parlo? Ormai è età mia. Cioè ti detto di ciapparlo qua forse per portarlo in psichiatria. Ma non più fai, la famiglia. È età mia. Io caro stare in pace, io di via. Non dormo più, ormai adesso ci vuole fare. Adesso ci vuole fare. Non so. Adesso mi vuole andare avanti.